E continuiamo la lettura del libro Il leone alato per capire l'importanza di veramente investire nei giovani, supportarli, se hanno la creatività accompagnarli perché da soli non ce la fanno. E poi presenterò il graditissimo ospite. La pianificazione della rotta è conclusa. Valutate le prescrizioni lungo tutta la tratta, le quote di sicurezza da mantenere sopra le montagne, i tempi di salita, la direzione dei venti, le zone di non sorvolo, la velocità di crociera che verrà tenuta dallo Junkers a 60. 15 litri l'ora di consumo medio previsto, una durata prevista di 4 ore circa. Le condizioni meteo su vasta scala sono buone e indicano finalmente un campo di alta pressione stabile. Pronti a partire. Anche noi siamo pronti a partire con l'ospite graditissimo che è il presidente di Federalberghi Treviso, Giovanni Cher. Buongiorno Presidente. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora io ho letto e sto leggendo tutte le mattine questo libro Il leone alato di questo ragazzo che fin da piccolo capisce che dentro di lui c'è una creatività incredibile. Ecco, lui è appassionato di aerei, ecco, è l'aeroplano. E l'unica persona che riesce a capire questa creatività e supportarlo in tutto e per tutto è il nonno. Nonostante i genitori siano molto contrari, il nonno lo supporta, lo aiuta, lo accompagna, si fida di lui e questo ragazzo diventerà un numero uno, ma non ve lo dico perché sennò leggo il libro. Però per far capire la creatività che è fondamentale, specialmente anche nel vostro lavoro. La creatività è fondamentale. Cosa ci racconta, Presidente? Com'è la situazione? La creatività dell'accoglienza è uno dei motivi per cui un cliente tende a scegliere anche una destinazione o una struttura ricettiva dove si sente bene, dove può vivere la sua esperienza di vacanza in modo completo. Il turismo in questi ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, è cambiato molto. Si tende molto di più a fare più che una vacanza classica, a fare un'esperienza, ad andare in un territorio, a conoscere questo territorio, ad avvicinarsi alle persone che ci vivono per capire meglio come vive la gente in questo posto, quali sono le sue abitudini, cosa mangia, come vive, cosa fa, quali sono le bellezze del territorio e quindi andarle e viverle magari non più in modo mordi e fuggi, ma in un modo, come si dice, lento, no? Quindi quello del turismo famoso slow tourism, no? Quindi vado, mi muovo con calma, ne approfitto, mi dedico il tempo per stare con queste persone, per chiacchierare con loro. Un'altra cosa importante, lei ha fatto di recente un viaggio molto importante per capire anche l'importanza, com'è la cultura nel mondo, cosa fanno, com'è la situazione. Allora raccontiamo dove è stato, cosa ha visto e cosa è rimasto proprio nella sua mente di imprenditore dopo quello che ha visto. Ma diciamo che adesso sono appena tornato dalla Cina, da Shanghai nello specifico, dove si è svolta la 23esima edizione della fiera turistica ITB Shanghai, quindi forse una delle manifestazioni più importanti non mi ha mandato neanche un video, Presidente, ma almeno vedevamo qualcosa, no? Del video di Shanghai, a vedere un po' questi palazzi tutti colorati, modernissimi. Beh, Shanghai è una città modernissima. Shanghai è una città dove tutto funziona perfettamente, nonostante 28 milioni di abitanti. 28 milioni? Quindi il nord Italia, per intenderci, tutto il nord Italia. Allora, la cosa che ti sorprende è che tutto funziona con la perfezione, che non c'è un motorino o una bicicletta chiusa a chiave, è tutto aperto. I taxi lo si paga dopo. E se non ti ricordi di pagarlo subito con le app, perché è tutto tecnologico e digitale, dopo mezz'ora ti arriva un messaggino, ti sei ricordato di pagare? Ah sì, aspetta che lo faccio. Quindi voglio dire, è tutto basato sulla fiducia e questo ti dà subito una bella sensazione, una sensazione poi di gente anche molto, molto attiva, molto lavoratrice, sono tutti occupati, non ne vedi? Sembra veramente un formicaio di gente che lavora, quello sì, bisogna dire la verità, molto attenti. E poi una cosa che mi ha sorpreso, io era 15 anni che
che non ci andavo in Cina, la gentilezza, la voglia di conoscerti, l'ospitalità. Hai bisogno di un'informazione, io devo andare lì, aspetta che mi fermo, ti accompagno. Cioè è una cosa che veramente ti fa piacere ed è quello che il turista o il visitatore, voglio dire, viene sorpreso, è la cosa più bella, no? Poter vivere e arrivare in un posto dove l'accoglienza e la gente comune che fermi per strada si dedica a cercare ad accompagnarti, dedica 5 minuti del suo tempo per darti una mano e farti sentire a tuo agio. Quindi sono queste piccole cose che sono molto importanti. Molto importante per noi, io sono andato lì inviato dalla DMO di Marca Treviso, quindi a rappresentare tutta la destinazione, la DMO di Treviso, quindi la destinazione trevisana, che è appena nata, voglio dire che appena, diciamo... Un'altra sigla. Sì, è la sigla, è quella sigla internazionale, perché prima si chiamava OGD, Organizzazione della Destinazione, ma era un termine locale. Le DMO sono in tutto il mondo, quindi le Destination Management Organization, no? Che sono una sigla che comprende tutte le destinazioni che sono organizzate a promuovere il loro territorio. Quindi sono andato come delegato per andare a capire se una destinazione come Treviso e il suo territorio potesse avere fosse di interesse per questo mercato, no? E devo dire che abbiamo incontrato, siamo stati sommersi dalle richieste, cioè per tutta la giornata abbiamo fatto oltre 70 incontri in 3 giorni, quindi eravamo veramente con la gola asciutta, come si suol dire, a forza di parlare, perché tutti questi cinesi sono assolutamente interessati al nostro territorio, perché vogliono venire a vedere. Quando poi gli racconti che siamo la patria del tiramisù, impazziscono. Lì, ma io qua, ma come lo fate, come non lo fate, ma dove posso andare ad assaggiarlo, dove posso andare a vederlo, oppure tutte le cose, ma siete un patrimonio UNESCO con i colli del Prosecco, sì, bello. Ancora, no? No, la verità è che la media dei cinesi non sanno neanche dov'è Venezia, sanno che è in Italia, ma dov'è? No, mi fai vedere sulla piantina dove siete? Quindi voglio dire, questa è un po' la verità del mercato. E quindi sono estremamente curiosi di cosa possono vedere e di quello che vogliono fare. C'è ancora un po' di difficoltà nella comunicazione, nel senso che noi, come dicevi tu Mirella, siamo abituati a comunicare in modo per noi tradizionale, con le sigle, DMO, questo e quest'altro, l'organizzazione, a spiegarle il nostro sistema organizzativo. I cinesi non gli interessa quello, gli interessano cosa vedere, dove andare, che mezzi ci sono di trasporto. Quindi diciamo vanno al sodo subito. Vanno al sodo subito. Noi purtroppo anche nel mondo del turismo la burocrazia ci deve dire chi è che ci sponsorizza, da dove vengono i denari, chi è che si occupa, quali sono i personaggi. Loro non sono molto interessati a questo, sono molto interessati alla sostanza, cioè a quello che effettivamente possono vedere. Com'è la vita? Cosa è il costo della vita per un cinese? Com'è rispetto, diciamo, a tanti paesi che lei ha visitato? Come si vive in Cina? Perché lo si dice con un piatto di riso, loro mangiano tutta la giornata e sono a posto. Com'è la situazione? Ma diciamo che diciamo una roba che c'è di tutto. C'è di tutto. La Cina è il secondo paese al mondo come numero di miliardari dopo gli Stati Uniti. Però c'è una regola. Esibire la ricchezza è vietato in Cina. Quindi sono miliardari, ma in Cina non si esibisce la propria ricchezza. Quindi anche i miliardari non hanno i comportamenti che hanno gli occidentali, dove, voglio dire, esibire quello che hai è una delle cose fondamentali. Fanno la gara chi esibisce di più. Quindi c'è un fatto culturale diverso e anche le offerte sono molto diverse. Puoi andarti a mangiare una bistecca americana a 200 euro a testa la sera, come puoi andare a mangiarti nel ristorante cinese bello, carino, assolutamente, dove con 10 euro mangi. Una corsa in taxi, che poi più che taxi si chiama Didi ed è una specie di Uber, 3-4 euro una corsa, ma corse anche di mezz'ora, quindi veramente diciamo che è un paese molto economico, però offre anche diciamo un'offerta di valore. Ma il lavoro è pagato o è sottopagato, Presidente?
No, sottopagato non è assolutamente, No. è pagato, voglio dire, rispetto a quelli che sono gli standard di quel paese. C'è No? sfruttamento? All'apparenza no, dopo bisogna come tutto andare a vedere e tu Mirella mi insegni che andare a grattare Mettere- sotto magari certe cose vengono fuori. Certo. Certamente è un paese ordinato, è un paese dove la cultura, la loro cultura della gente vive molto, gli è stato molto bene insegnato come ci si deve vivere, come ci si deve comportare e quindi sembrano felici di tutto ciò. E quando arrivano in Italia come si comportano? Beh, quando arrivano in Italia, diciamo che dopo il Covid si è molto fermato il mercato, no? Quindi c'è stata un po' una barriera, un po' anche perché sembrava che il Covid l'avessero portato loro, poi in realtà si sa bene che non sappiamo come sono andate le cose, no? Certo che loro sono abbastanza diffidenti nel viaggiare da noi. Per due ragioni, primo perché costiamo molto di più rispetto a loro mediamente, no? Quindi il cinese che si muove viene è un cinese che ha una buona disponibilità economica e quello non ha grossi problemi, è già un cliente abituato a viaggiare, ma la massa, tutto il ceto medio che è nato in questi anni, perché quello che probabilmente rispetto anche a 15 anni fa è cambiato, c'è un ceto medio che incomincia a viaggiare, che viaggia soprattutto in sud-est asiatico, cominciava a viaggiare nei paesi arabi, oggi si è fermato tutto per il discorso della guerra e da noi non ci vede molto bene. Per loro tutta l'Europa, non solo l'Italia, è un posto insicuro, è un posto dove delinquenza ce n'è tanta, è il regno dei pickpocket, quindi Gli esempi ci sono, non è che abbiano tutti i torti, dire il vero. Diciamo che rispetto a loro, dove tu cammini la sera in piena città e sei assolutamente tranquillo, eccetera. Tra l'altro molto pulita la città, quindi voglio dire, l'idea che noi abbiamo non è proprio quella di quel paese, un paese che sta crescendo veramente. Iniziamo a sentire il nostro Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno. Oggi il turismo non è più quello di una volta, si muove molto più facilmente, siamo progrediti, va bene, nel senso del turismo. Mi conosco il turismo degli anni 50, che era un'altra roba, molto bello un caffeo, e anche l'ospite che arrivava a Venezia sui grandi alberghi, e allora più di Venezia non c'era, va bene, c'era poche città che potevano andare. Venivano i turisti, ma c'era coccolare. Adesso, mi parlo di Venezia, i grandi alberghi non c'è più qui di una volta. E purtroppo ti trovi personale che c'è tutto cingalese, tutti foresti. Solo chi sa, sopra non so i danieri, dove che ti mangi, che sei camerieri italiani e roba del genere. Se no, sue cugine, sue robe fuori, che c'è tutta gente che, anche al Bauer, che era un fiore all'occhiello, che ti va da basso in terrazza, che c'è tutta gente estera ma è tanti, che ne c'è più di noi che noi altri. Se è giusto, ma gli dice la gente non va a lavorare. No, si cambia il mondo proprio. Adesso il turismo è battuto proprio. A Venezia una volta il turismo veniva qua, a parte che dei battitori, perché arrivava al tronchetto, c'era la gente che batteva per portarli in Murano, in giro da qua e di là. Dopo vedere la gente che voleva portarli per gli alberghi, perché portarli per gli alberghi gli sapeva 2.000 franchi a persona. C'erano tanti sistemi che adesso sono spariti, delle agenzie, e il turista si affida all'agenzia, e sei tranquillo, va bene. E anche all'estero, parliamo della Cina, un amico che vendeva batterie, e sta in Cina un mese, mi pare, una roba premio perché è un grosso che vende batterie. Hai capito che in Cina c'è più Ferrari che in Italia, e non c'è più il cinese con tutta che mi fa vedere per televisione. I cinesi, come che dice sto signor qua, i miliardari, proprio, e noi ostenta quello che ha, il falso lavoro, dopo che discorsi su 1,5 miliardi di persone, è logico che sia tutte le categorie di gente, ma anche i signori non fa delle robe per mettersi in mostra e vive tranquilli, dopo che adesso politica, adesso rogni, cose. Però oggi è un bel paese da visitare e da come che fai bravo, perché vi insegna a venire da noi altri.
che in Veneto ci sono tante robe da vedere dappertutto il Veneto, dai paesetti e città. Viene qua un cinese e si innamora subito. Tanto è vero che fa Foscari, l'università, viene il 70% dei cinesi. Cara Mirella, ti saluto il tuo ospite, è un piacere di averlo visto. Grazie caro Rinaldo, grazie anche, penso faccia piacere anche al Presidente Kerr le parole di Rinaldo. Allora vuol dire però che se tu riesci a promuovere un prodotto, nel vero senso della parola, hai prima citato il tiramisù, l'ha citato invece del prosecco, di solito si cita il prosecco, invece lei Presidente ha citato il tiramisù, perché io penso che è un dolce ormai che veramente sono riusciti a gestire tutta questa pubblicità, il marketing nella maniera più corretta che ci sia, ed è stato molto importante perché con la storia del tiramisù viene conosciuto anche Treviso, anche se giustamente qualcuno lo abbina a Venezia, a Treviso, ma non sanno dov'è. Ecco questa promozione anche delle nostre città capoluogo tramite il tiramisù. Ma diciamo che il discorso del vino è un discorso un po' diverso, no? Diciamo che la promozione del vino e dei territori del vino è sempre stata da tanti anni, viene promossa a partire quindi dai vini dello Champagne, poi ci sono i vini friulani, i vini del Piave, il Prosecco. Il Prosecco è un prodotto che ha avuto grande successo perché ha un rapporto qualità-prezzo ottimo, quindi ha sfondato le barriere di tutto il mondo. Il mondo cinese, ne parlavamo del mondo cinese molto meno, perché il cinese è meno attratto dal vino, il cinese beve superalcolici, non beve vino, quindi il mercato grosso è quello il mercato grosso in Cina è quello del whisky e quello degli alcolici in generale, insomma, no? Quindi il vino è un po' meno nel loro interesse, mentre il brand tiramisù è un brand mondiale. Tutti lo conoscono, in tutto il mondo viene conosciuto tiramisù, dire e raccontare le sue origini italiane, che ovviamente l'Italia ha un grandissimo, anche adesso siamo diventati patrimonio dell'UNESCO per la cucina italiana, è un altro timbro importante che da un punto di vista ci rende. Sapere che uno dei prodotti della cucina italiana è nato a Treviso vuol dire fare una promozione del nostro territorio importante. Fermo Presidente, perché se no mi cade la linea, abbiamo Tommasini da Venezia, prego. Buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Sì, benissimo. Però vedo che è in trasmissione con un signore col vino. Posso continuare a parlare? Certo. Complimenti a non finire. Continuo a farle complimenti. Io sono un Matusa, ho 92 anni, però sono pieno di interessi, di curiosità, voglio sapere un sacco di cose. Tempo fa l'ho contattata per chiedere a lei e ai suoi assistenti la definizione del colono. Di colono, sì. Si ricorda? Sì. Siete stati molto chiari, partite da colonna e tutto eccetera. Adesso volevo terminare la domanda. Al posto di colonna, di colono, cosa si può usare come termine a gente che va a invadere il terreno degli altri, portano via le case, uccidono i proprietari? Al posto di coloni cosa si potrebbe usare? Delinquenti. Non so se sono stato chiaro con la domanda. Delinquenti. Ringrazio e buona giornata. Delinquenti, perché io sono dell'idea che dobbiamo smettere di uccidere, perché che muoiono sono sempre persone che non c'entrano niente, le persone fragili, le popolazioni fatte di bambini, di anziani, di giovani. Ecco, solo per un grande business, un grande interesse per le terre rare, per il petrolio, per il gas, che poi alla fine questi anche dittatori prima o dopo se ne andranno, anche loro come tutti, e quello che rimarranno le macerie, e questo è veramente una grande distruzione del mondo, perché il mondo appartiene a tutti, io sono convinta. Ecco, queste relazioni che dovrebbero invece insegnare a dialogare, come faceva la Serenissima una volta, arrivava il mondo, si dialogava, si commerciava, si viveva tranquillamente, ma c'erano le regole. Il problema è che non si riesce a capire chi deve mettere le regole, se prima deve metterle
a se stesso le regole, di capire, di ragionare col buon senso. Mirella, ho letto sul giornale l'altro giorno, l'appartamento più caro al mondo, 300 milioni di euro a Monte Carlo, a Monaco, appena venduto un appartamento a 300 milioni. A chi? A un magnate ucraino che ha fatto i soldi con la guerra. Quindi voglio dire, questo è il mondo. Questo è quello che stai dicendo. Questa è la verità, però è anche giusto capire che prima o dopo qualcuno dovrà veramente sedersi a un tavolo e dialogare e terminare, perché veramente stanno veramente sterminando le popolazioni, non c'è niente da fare, non rimane niente, stanno con le armi poi che ci sono adesso, veramente è una cosa che fa impressione assolutamente. Grazie comunque della telefonata e complimenti per la tua curiosità. Io dico sempre, infatti vi chiamo diversamente giovani, non vi chiamo anziani, sì. Ecco, basta vedere l'università della terza età che numeri ha. Perciò è importante capire anche che abbiamo queste persone e dobbiamo accompagnarle nel processo di vita molto serenamente e tranquillamente. Presidente, parliamo anche di lavoro, di occupazione. Lei è stato con Mirella il fautore di questo aiuto per cercare di capire che il mondo gira anche in un'altra maniera, anche per le persone che arrivano, che hanno voglia di integrarsi, di lavorare. È andata bene, è andata male, non lo so. Io so che ognuno di noi, quelli che ci hanno messo la faccia, ha fatto la propria parte. Io sono riuscita a scoperchiare il vaso di Pandora e abbiamo visto cosa è successo. Dopo 20 giorni di pagine di giornali, di telegiornali, di tutto, finalmente si è capito che c'è un caporalato molto importante, che c'è un lavoro nero molto sottopagato e soprattutto bisogna cercare di capire che le persone che arrivano per integrarsi devono trovare ospitalità, non c'è niente da fare e dobbiamo iniziare a scremare chi vuole integrarsi, chi non vuole integrarsi. Il lavoro non manca, il problema è che bisogna pagare queste persone. Io ho parlato con un imprenditore, ho detto Mirella, è inutile parlare, bisogna assumere e pagare, punto. La formazione la fai assumendo e pagando. Lei è d'accordo con questo imprenditore? La dignità vuol dire anche avere un'indipendenza economica e quindi poter fare e vivere una vita degna. Bisogna fare così. Noi albergatori e noi del nostro settore viviamo e abbiamo il grosso problema delle risorse al nostro interno. Noi siamo continuamente alla ricerca di personale perché facciamo fatica a trovare delle persone che vengano a lavorare nel nostro mondo, nel mondo del turismo, perché nel mondo del turismo si lavora di più il sabato e la domenica, mentre i ragazzi, i giovani d'oggi il sabato e la domenica lo vogliono fare al mare, lo vogliono fare in relax, quindi spesso preferiscono altri lavori. Quindi, come diceva prima il signore, parlava degli alberghi di Venezia che sono fatti da cingalesi, da stranieri, per forza, perché sono gli unici disponibili a lavorare e quindi dobbiamo investire e spendiamo molto del nostro tempo e delle nostre risorse a fare formazione, perché voglio dire i cingalesi o tutti gli orientali hanno una manualità notevole, sono molto dotati, ma bisogna abituarli al nostro sistema, alla nostra maniera di lavorare, alla capacità di accogliere il cliente, perché non dimentichiamo che una struttura, un albergo è un microcosmo, dove all'interno di questo microcosmo ci sono moltissime nazioni all'interno, c'è un direttore, un manager, parliamo delle grandi strutture, no? Un manager che è una persona che magari ha 3-4 lauree e parla un numero tot di lingue, e dall'altra parte abbiamo il pakistano che fa il facchino e in mezzo c'è tutta una scala di persone e tutti devono lavorare all'unisono. Quindi riuscire a creare un'armonia all'interno di questo microcosmo è veramente il successo dell'albergo. Per cui voglio dire, le persone di buona volontà, le persone che hanno voglia, noi siamo sempre alla ricerca. Ecco perché io l'ho aiutata volentieri quando si parlava e si è parlato del tema dell'accoglienza, proprio perché noi siamo fatti per l'accoglienza dei turisti, ma anche delle persone che hanno voglia di lavorare. Perché voglio dire, noi siamo sempre alla ricerca di gente di buona volontà, che abbia disponibilità e che sia capace
mettersi a lavorare, perché anche lavori più umili, i lavapiatti, i facchini e tutto questo certo del personale sono fondamentali per la riuscita del prodotto. Anche perché non sono più i lavapiatti di una volta, con la tecnologia che abbiamo e con gli strumenti che abbiamo, diciamoci la verità, che sono non anche... è un lavoro di fatica, ma è un lavoro di esatto. ordine, di pulizia, di controllare se il bicchiere è venuto a fare bene, di orari, di tempi. Poi è il sistema del mondo del lavoro, il lavoro si lavora perché bisogna rispettare anche i colleghi che arrivano prima e dopo di te. Cosa chiede il turista che arriva? Ecco, abbiamo parlato del turista orientale, ma in generale il turista che arriva da noi, cos'è che chiede? Dove vuole andare? Cosa vuole visitare? Ha già tutto scritto oppure... Ecco, chiede informazioni, arriva un po' così sprovveduto o invece è molto preparato su quello che deve fare, su quei giorni che si fermerà? Come diceva prima l'ascoltatore, il mondo del turismo è molto cambiato, anche i lavori all'interno sono cambiati. La digitalizzazione, ovvero sia le prenotazioni online, hanno cambiato completamente il mondo. Oggi, voglio dire, nessuno, le chiamate in albergo, buongiorno, ha una camera, sono quasi sparite. Avete capito? Sono quasi sparite. Oggi arrivano tutte attraverso i sistemi digitali, Booking, Expedia, piuttosto che i propri siti internet. E questo ha cambiato anche molto il lavoro di noi albergatori, nel senso che, voglio dire, abbiamo l'analisi dei dati che riceviamo, perché sono dati digitali, ci permette molto meglio rispetto al passato di capire come stiamo andando, cioè siamo in grado di fare delle proiezioni sul futuro molto diverse rispetto a quello che era in passato, dove eravamo, il vecchio albergatore stava lì sulla porta ad aspettare che arrivasse il cliente. Oggi non è più così, oggi stiamo nel mondo dei social, dove facciamo la pubblicità attraverso i social, dove le prenotazioni arrivano in sistema digitale. Fra un po' anche i servizi di check-in, check-out vengono svolti da computer, da macchinette, eccetera, quindi è molto cambiato. Ciò non toglie che il rapporto umano è fondamentale, perché poi quando tu ti vedi, quando il cliente arriva ed è qua, sicuramente sa già cosa vuol fare, ma se trova dall'altra parte una persona che è preparata, infatti i corsi sull'accoglienza del territorio sono quelli che stanno avendo maggiore successo a fare i nostri dipendenti, e trova la persona che conosce, che sa darti l'indicazione, che sa dirti dove andare, è sicuramente un plus vincente. Quindi la capacità di ascoltare il turista, di saperlo consigliare, di dirgli no, non andare lì perché sì, tu l'hai trovato sul mondo social, l'hai visto dai comunicati, però io ti dico che lì è molto meglio andare da un'altra parte, perché è più interessante, perché è più bello, perché è più vero, è più genuino, è meno turistico, perché l'altra cosa che il cliente vuole vivere delle esperienze vere, quindi quando c'è troppo turismo e c'è troppa massa incomincia a diffidare di questo, invece è un prodotto fatto per i turisti, quindi non è la verità, non è quello che è il vero territorio, quindi c'è la vera ricerca è questo, cercare non quello che è preparato per il turista, ma quello che è quello che è vero, quello che è originale. Allora, il successo delle città d'arte è dovuto anche a questa fortuna che abbiamo di queste bellezze che tutti ci invidiano, dai musei alle opere d'arte, ai borghi, cioè non ci manca niente. Il problema è, a mio avviso, lo dico io, poi non so se è solo una mia idea, che purtroppo è ancora troppo tutto chiuso. Fino a una certa ora poi non si riesce più a visitare niente. E noi vediamo file lunghissime. Pensate che a Venezia certi musei chiudono alle 17. Cioè vi rendete conto? Parliamo di mobilità, dopo le 11 non riesci più a prendere il treno, 11:30 al massimo, mi sembra, e poi non riesci più a partire da Venezia e neanche a arrivare perché non arriva più niente. Non mi sembra che siamo un po' indietro? Si parla, come dice lei, di social, di digitalizzazione, però poi tutti parlano, ma alla fine ci ritroviamo in queste realtà e soprattutto viene coinvolto poco il mondo del volontariato. Io scusi se glielo dico, Presidente, però noi abbiamo dei professionisti, ad esempio adesso chiudono le scuole, tantissimi ragazzi che sono veramente molto preparati, questi ragazzi, altro che storie, sono veramente quelli che si sono preparati, ce ne sono tanti,
di essere impiegati in situazioni che gli intrigano. Il turismo può essere uno di questi, però mi sembra che si fa fatica, e lo dico tutte le mattine, a fare squadra. Io sento tante associazioni di professionisti che potrebbero aiutare, ma nessuno li chiama. Si ricorda anche quando facevamo le manifestazioni, specialmente all'ippodromo di Treviso, dove io dicevo ma come mai non si riesce a mettere in rete, anche se sono manifestazioni importanti. Cosa ne pensa, Presidente? Dobbiamo forse riuscire a capire, visto che questi giovani annoiati per strada, che forse iniziare a lavorare come si faceva una volta, con dei lavori anche molto dignitosi, ma non vogliamo mica che diventino tutti volontari, ma inserirli in un contesto, perché se continuiamo a dire viene sfruttato, qui non si va da nessuna parte. Forse sono loro che ci stanno sfruttando perché hanno capito questi qua cosa dicono. Presidente. Due secondo me sono gli aspetti. Allora, uno è un aspetto appunto dell'impiego di questi giovani, dove il grosso freno, lo sappiamo, è la burocrazia. Il grosso freno è la burocrazia. Io da imprenditore non posso chiamare un ragazzo che venga a darmi una mano se non l'ho inquadrato, non ho fatto un'assunzione o non ho fatto uno stage, non sono andato ad assicurarlo nel modo corretto, non ho fatto un accordo sindacale per poter avere dei ragazzi del genere. Quindi io imprenditore preferisco fare un passo indietro perché è troppo complicato. E secondo è l'aspetto culturale. L'aspetto culturale ovviamente dipende quanto una città è turistica. Io vedo che a Venezia, a parte la sera, ma questo è un po' un discorso lungo da fare, che voglio dire in Italia dopo mezzanotte non si può andare più da nessuna parte. Io sono contento di aver vissuto la mia gioventù in anni diversi in cui potevi andare in giro e fino alle 3-4 del mattino c'era dove far festa. Oggi voglio dire le discoteche sono diventate dei ritrovi abbastanza equivoci, non molto di divertimento ma molto di sballo, no? Se la sente il presidente delle discoteche che no, ma è un amico, ce ne sono alcune che hanno ancora questo tipo di funzione, eccetera, però voglio dire rispetto a una volta che era veramente il ritrovo di noi giovani, in assoluto. Oggi tanti giovani non ci vanno più, sì. per mille ragioni, alcune valide, altre non valide, no? Quindi manca un po' questo, però dico culturale perché in una città come Treviso è un fatto culturale che non si possa mangiare alle 3 di pomeriggio, quando in tutto il mondo si mangia alle 3 di pomeriggio. Quindi e il turismo è ancora troppo arriveremo perché cominciano molti imprenditori a capire che bisogna offrire da mangiare anche alle 3 di pomeriggio. A Venezia si può mangiare alle 3 di pomeriggio in molti ristoranti. Per dirti, sul discorso serale è un po' diverso perché voglio dire, se uno vuol fare un po' di animazione la sera, mette un po' di musica, arrivano subito e dicono no, spegni perché disturbi. E su questo insomma bisognerebbe, in giro per il mondo non funziona proprio così, ci sono le zone dove si può fare confusione e quelle dove non ci sono. Mi pare che nelle nostre città c'è un po', non ci sia questa elasticità. Ecco. Io mi ricordo tanti anni fa, e lo cito perché è storia vera, con l'imprenditore Pino Giordano, chi non lo conosce Pino Giordano, che è stato il primo che si è accorto che con le grandi mostre di Goldin non funzionava più l'orario che c'era e non si poteva chiudere e non mangiare più alle 3 del pomeriggio come dice lei Presidente. Ma voi non avete idea della fatica che ha fatto Pino per cercare di far capire anche ai suoi colleghi che bisognava veramente cambiare. Lui era già avanti, lui apriva il suo ristorante, potevi mangiare a qualsiasi ora, non c'era problema. Non vi dico come lo trattavano, come lo vedevano, perché veramente questo pizzaiolo, perché è storia vera, Pino lo sa, l'avete visto, è stato invitato anche da me tempo fa, sì. Questo pizzaiolo cosa vuole, dove crede di andare, invece lui aveva visto lungo, tanto è vero che molti di loro hanno chiuso, invece Pino si è allargato sempre di più. Ci sarà pure un motivo se uno riesce, il successo certo. Di Pino, dove ti ritrovi da Pino? Cioè lui è riuscito perché questo? Perché aveva una visione molto ampia
è uno che capisce l'importanza anche di avere a disposizione questa forza lavoro che sono questi giovani che arrivano. Presidente, allora bisogna anche che anche qui a Treviso gli imprenditori ce ne sono, fortunatamente, giovani, che hanno capito che il mondo gira in maniera diversa. Quest'anno c'è stata una bella mostra, no? Esatto. E ha portato molto turismo. Speriamo che anche il prossimo anno, sentendo il sindaco Conte, ci aspettiamo qualche annuncio importante dal sindaco, e quindi voglio dire, quando si incomincia a lavorare con continuità in questo modo, gli imprenditori come Pino, quelli più avveduti, quelli più lungimiranti, sicuramente qualcosa faranno al riguardo. Io ho citato Pino perché personalmente anche nei miei confronti, anche quando abbiamo vinto il Guinness con la bottiglia più grande del mondo di grappa, con Bottega, con Sandro Bottega, e abbiamo fatto la tovaglia più lunga del mondo, 2 Guinness, siamo nel libro di Guinness, lui è stato il primo ad aderire, non c'è niente da fare, ecco, mi fa piacere perché mi ha sempre supportato, aiutato, mi ha detto continua nonostante avessi associazioni di categoria contro, perché cercavo di cambiare il modo con la squadra che avevo di commercianti, ecco, perciò imprenditori, di cambiare il modo di vivere anche a Treviso, però siamo molto indietro ancora, purtroppo, dico io. Pubblicità. Siamo con Giovanni Kerr, presidente Federalberghi. Allora andiamo a vedere anche gli effetti guerra e cosa dicono gli albergatori a Venezia. Andiamo a sentire. I venti di guerra che ora soffiano forte in Iran e su tutta la situazione internazionale purtroppo rischiano di creare pesanti turbative anche sull'andamento del turismo a Venezia. Attualmente non si può ancora parlare o fare allarmismo, ma la preoccupazione tra gli hotel in laguna c'è ed è evidente. In queste ore sta arrivando una pioggia inattesa e imprevista di disdette che non era prevista all'inizio del 2026, partito invece sotto i migliori auspici. Quello che sta avvenendo in quello che è nell'ambito dell'Iran, con il conflitto che si è aperto con Israele e gli Stati Uniti e tutta l'area che si pone a rischio, ovviamente che ci pone molto in difficoltà. Stanno arrivando delle cancellazioni per quanto riguarda le prenotazioni da quello che è la clientela dal Giappone fino ovviamente a quello che sono i confini con l'Unione Europea. Quindi un danno lo stiamo vedendo. Siamo comunque abbastanza fiduciosi con la speranza che finisca presto, prima di tutto per le persone che si trovano in mezzo, coinvolte nel conflitto in modo diverso e diretto, ma ovviamente anche come imprenditori. Di sicuro già nel periodo di Carnevale abbiamo visto che la clientela tendenzialmente era per il 70% europea, una buona componente oltre il 10% italiani. Daniele Minotto, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, pone l'accento anche su un altro fattore e tema da monitorare connesso al conflitto, l'aumento dei costi dovuto alla crisi energetica. Non vogliamo essere allarmisti, lo potremo diventare dal punto di vista dei costi, perché ovviamente quello che si sta creando con una crisi di nuovo energetica come quella che è accaduta un paio d'anni fa ci rischia di portare a far crescere molto i costi per quanto riguarda i viaggi e di conseguenza la ripercussione sul lungo periodo potrebbe essere più dovuta a questo e quindi una minore capacità di spesa da parte degli ospiti. Speriamo che il conflitto termini molto velocemente e che possa riprendere questa ondata positiva. Allora, Presidente Kerr, come commenta e cosa aggiunge a questo servizio che abbiamo sentito dal Presidente degli Albergatori di Venezia, Vicepresidente? Insomma, quello che dice Minotto è la verità. Diciamo, quando è scoppiata la guerra a febbraio, a fine febbraio, a marzo, siamo stati veramente colpiti da una massa di disdette importantissime, prima di tutto e soprattutto dall'Oriente, perché si viaggia, una buona parte del volato, dei flussi arrivano attraverso gli hub del medio orientale, quindi Dubai piuttosto che Abu Dhabi, piuttosto che Doha, quindi un po' i 3 aeroporti principali muovono tantissimo lavoro, quindi voglio dire, pensare di fare uno scalo a Dubai o Abu Dhabi durante la guerra ha spaventato molto. Come dicevo prima, gli orientali in particolare sono abbastanza diffidenti, abbastanza paurosi come tipologia, quindi abbiamo avuto un sacco di cancellazioni da quel mercato che sul territorio veneziano sono
importanti anche sul nostro territorio, e quindi voglio dire c'è stata poi anche sui clienti invece più tradizionali del nostro territorio c'è stato un rallentamento delle prenotazioni. Cioè cosa faccio? Non prenoto, aspetto di capire cosa succede, perché l'instabilità con uno spettenao, come lo chiamano, che cambia idea ogni 2 minuti, che oggi facciamo la guerra, stanotte bombarderò, poi dice alle 9 dice no, finito tutto perché abbiamo trovato l'accordo di pace. Quindi questa insicurezza, questa instabilità continua sicuramente non giova a chi deve pensare alle vacanze. Penso e voglio andare in vacanza, ma aspetto di capire come si muove, come sarà. Perché la sicurezza è il primo posto, non c'è certo. niente da fare. E come costi, ecco, tutto aumenta, ecco, i costi anche voi come siete messi? E come costi il secondo punto, quindi prima la sicurezza e subito dopo diciamo i miei costi. Quindi se c'è un'insicurezza, quindi anche sul mio lavoro poco comprate, quindi preferisco mettere via, fare un po' di musigna e di risparmio dalle vacanze, perché non so che ho sicurezza, non so cosa succederà, quindi preferisco avere un gruzzoletto un pochino più in disparte e non spenderle subito, e invece lo decido all'ultimo momento. All'ultimo momento cosa è successo? È successo che in contemporanea sono aumentati, tutti abbiamo visto, no? Idrocarburi, petrolio, quindi i prezzi degli aerei sono saliti, i prezzi delle nostre bollette in albergo sono aumentate, per cui voglio dire è chiaro che c'è tutta una catena di costi in aumento, soprattutto quello degli aerei nella fattispecie, no? Quello degli aerei, quindi voglio dire aumentare i biglietti, trovare dei biglietti molto cari eccetera è un altro motivo per cui ha rallentato questo flusso. Cosa prevede per questo 2026, questa estate, Presidente? Che sentore avete? Allora, il mercato non sta andando così male perché probabilmente se abbiamo seminato bene, nonostante qualche difettuccio, come si diceva prima, ce lo abbiamo, però voglio dire bene o male il nostro territorio è un territorio che piace tantissimo alla gente, chi viene torna e ne parla bene, ricordiamo che o attraverso i social o vis-à-vis. Nonostante tutto parlano bene. Nonostante tutto parlano bene, abbiamo forza, tante belle cose, belli. abbiamo posti meravigliosi, sì. Abbiamo una cucina fantastica, abbiamo un territorio meraviglioso, quindi voglio dire la gente vuole venire in vacanza da noi, è facile arrivarci, abbiamo un aeroporto in città, abbiamo le autostrade che ci stanno portando, abbiamo una stazione dei treni in centro città, qualche treno in più non farebbe male, però voglio dire siamo anche facili da raggiungere, perché ricordiamo che il turismo si muove quando un posto è molto difficile o ci devo mettere ore per arrivare, magari scelgo una destinazione più comoda, quindi la logistica, i mezzi di trasporto, l'accoglienza di un territorio fanno sì che questo sia un territorio vincente. Treviso assolutamente lo è, però in tutta questa situazione come si muove il mercato? Si muove all'ultimo minuto. Quindi, siccome c'è incertezza, anche il clima, quello poi soprattutto per le gite fuori porta, se ho un weekend dove è previsto pioggia, infatti ce l'abbiamo sempre con quelli che fanno le previsioni. La gita media quanti giorni è, Presidente? Da noi abbiamo un pernottamento che circa si aggira sui 2,2, 2 pernottamenti 2,2 per notte, però voglio dire questo prende un po' tutti i settori, quindi non solo il turista ma anche chi viaggia per lavoro, quindi vengono un po' mescolati questi due dati, quindi non sia un dato preciso, però diciamo che le 2 notti nel nostro territorio è un po' il classico. Soprattutto nel periodo estivo ci sono anche un po' di soggiorni più lunghi, perché magari usano alcuni dei nostri alberghi, quelli più belli, quelli più organizzati, come base per muoversi e poi rientrare, quindi fanno anche quelle 4-5 notti e approfittano per conoscere bene il massimo una territorio. Settimana, diciamo la verità, la settimana. Allora adesso vi porto a Udine e andiamo a sentire Bini Federalberghi e poi commentiamo.
un avvio di 26 molto importante, un po' in tutte le località stiamo riscontrando delle prenotazioni anche per quanto riguarda l'estate molto positive. Continua a crescere il turismo in regione, confermando anche nelle prime settimane del 2026 il trend positivo del 2025, anno in cui le presenze hanno superato quota 11 milioni, in crescita del 6,2% rispetto al 2024 e del 20,8% rispetto al 2019, anno pre-Covid. I dati sono emersi nel corso di un incontro tra l'assessore regionale Bini con il presidente regionale di Federalberghi Enrico Guerin e i rappresentanti territoriali. Turisti esigenti, giustamente esigenti, turisti ai quali noi dovremmo essere in grado da qui ai prossimi anni di offrire, come si deve dire, non solo località, e noi abbiamo la fortuna di vivere in Friuli Venezia Giulia, quindi con mare, montagne, città, siti UNESCO eccetera eccetera, ma anche qualità. Nel territorio dell'ex provincia di Udine è stata evidenziata la crescita delle presenze nelle aree montane grazie al potenziale dei poli sciistici e al voucher Turesta e l'aumento della durata media dei soggiorni anche nelle località di mare grazie a un'offerta ampia e diversificata. Come ha spiegato l'assessore Bini, l'obiettivo dell'amministrazione regionale non è solo gestire i flussi ma elevare costantemente l'asticella dell'offerta. Quello che noi siamo stati in grado di fare è far crescere non solo come avveniva un tempo estate, mare, inverno, montagna, neve, ma anche tutte le aree interne e soprattutto le aree eterne. Queste non grazie allo Spirito Santo, ma alla capacità che abbiamo avuto di programmare in questi anni lo sviluppo e grazie al sostegno delle imprese che hanno capito e degli imprenditori che hanno capito il ritorno economico sugli investimenti. Allora, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, sentiamo come commenta Giovanni Kerr. Presidente. Sono due regioni vicine, sono due regioni molto simili, sono due regioni che hanno una bella capacità, una grande capacità di accoglienza turistica. Anche il Friuli ha dei posti bellissimi, io sono friulano di origine, quindi voglio dire conosco bene il territorio e so che ha dei posti, il Friuli, bellissimi, veramente ha grandi potenzialità turistiche, sta facendo molto bene, sta investendo un sacco di soldi, avete visto anche lo sponsor al Giro d'Italia, sì. Io sono Friuli Venezia Giulia, quindi voglio dire anche la comunicazione fa la sua parte, questo ripetiamo è importante. Sì, infatti Federica si muove con Zaia, vanno in coppia con Zaia a portare avanti. Una cosa importante da raccontare a tutti questi signori che investono, che ci sono una cosa soprattutto importante, è la destagionalizzazione. Noi dobbiamo insegnare ai turisti a venire non solo in estate ma anche nei periodi invernali o di media stagione e dobbiamo insegnargli a stare più giorni, quindi a capire che nel territorio si visita pernottando di più. Quindi queste sono due cose che secondo me sono importanti ricordare a tutta la promozione che andiamo a fare. Adesso invece andiamo a Trieste e andiamo a vedere questa presentazione Totem Turismo. Andiamo a vedere. Opicina si presenta ai turisti ma anche ai residenti con un itinerario che unisce memoria storica, paesaggio carsico e strumenti digitali. Il nuovo percorso turistico-culturale realizzato nell'ambito del progetto Trieste Metro e promosso dalla seconda circoscrizione Altipiano Est mette in rete alcuni dei luoghi più significativi del Rione e li rende accessibili sia sul territorio sia online. L'itinerario comprende 8 tappe segnalate da nuovi totem informativi presentati oggi in Piazzale Monterè. Ogni punto offre contenuti storici e curiosità, creando un percorso unico che racconta l'identità di Opicina. I luoghi sono consultabili anche sul sito Trieste Metro, dove i testi sono ampliati con approfondimenti aggiuntivi e risultano georeferenziati per facilitare gli spostamenti dei visitatori. Tra le tappe figurano Piazzale Monterè, con riferimenti anche alla stele di Zinzendorf e al tram di Opicina, il monumento ai caduti e la strada per Vienna, la chiesa di San Bartolomeo, la stazione ferroviaria, la chiesa di Villa Carsia e l'obelisco con la strada napoleonica. La questione di questi totem, che inizia appunto questo progetto Opicina, nasce un paio di anni fa. Qua siamo di fronte alla strada di Vienna, la strada che 120 anni fa collegava appunto Trieste e Vienna, che tuttora la collega perché era un asse importante, no? Poi sono cambiate le cose, la storia ha stravolto questi luoghi, ma Opicina è rimasta una via importante, soprattutto con l'abbattimento dei confini, e ha
dei ricordi storici, delle realtà ambientali, perché no anche architettoniche, eccetera, importantissime. E quindi abbiamo pensato di organizzare una rete di conoscenza, una rete anche culturale e turistica. Altre cose appunto abbiamo fatto in altre zone della città, ma questa è quella che, diciamo così, apre la strada. Oltre ai totem fisici, il percorso è disponibile in formato digitale sfogliabile e tramite l'app Trieste Metro, scaricabile gratuitamente per Android e iOS. Come abbiamo visto, qualcosa si sta muovendo, ecco, si parlava prima di digitale, abbiamo visto l'importanza anche per promuovere queste località meravigliose, il digitale funziona. Come commenta, Presidente? Beh, che voglio dire, lo sviluppo delle aree interne, quindi dei territori meno conosciuti dal punto di vista del turismo, è uno degli altri grandi punti focali, cioè portarli nel borgo, vivere il borgo, andare nelle campagne sopra Trieste, piuttosto che nella pedemontana friulana, visto che stiamo parlando del Friuli. Io sono originario di Tarcento e tutta la zona del Ramandolo, sono posti bellissimi, vale la pena visitarli, ma anche nel nostro territorio Treviso offre tutta una zona pedemontana di una bellezza unica, tutte le ville venete sono una più belle dell'altra, spesso sono anche strutture, sono anche alberghi queste ville venete, quindi in grado di accogliere, di far vivere un'esperienza al turista che arriva vera, autentica, no? E andare a sviluppare, a promuovere tutte queste destinazioni è uno dei grandi viatici per il futuro, perché altrimenti continueremo a parlare di overtourism, di gente che fa la coda per andare a consumare un panino al bar, insomma. Quindi questo è quello che... E quindi non può essere un bel prodotto turistico, non si può parlare bene quando io sono in coda. Certo che la Spagna ci fa veramente concorrenza, però, Presidente. Ho sentito veramente dei numeri importanti anche a Pasqua, che hanno preferito la famosa Pentecoste, sono andati in Spagna. Dobbiamo forse anche noi capire che forse qualcosa bisogna rallentare un pochino sui prezzi. Loro hanno due grandi vantaggi: flessibilità nel mondo del lavoro. Quindi voglio dire molta meno burocrazia sulle assunzioni, sulle sezioni turistiche, un'IVA più bassa, quindi hanno tutta una serie di vantaggi per cui riescono ad essere competitivi sui prezzi. Ricordiamo che il personale da noi rappresenta quasi dal 30 al 40% del costo, solo quello personale, quindi agire su questo settore, avere una flessibilità, poter chiamare le persone quando mi servono e non avere l'impegno di tenerle fisse in casa è un bel viatico per ottenere della competitività sul mercato, e quindi questo è il primo punto per cui la Spagna poi vince. Poi abbiamo un governo che ha sempre investito da anni tantissimo sulla promozione e sullo sviluppo del territorio spagnolo. Quindi questo è il motivo principale. Più chiaro di così. Come ci saluta, Presidente? Con quale messaggio? Un messaggio deve essere solo uno: venite in vacanza da noi perché si sta bene, si mangia benissimo, avete capito, tiramisù, radicchio, prosecco, una cosa più bella dell'altra. Treviso è una città super accogliente, ma tutto il Veneto, bisogna dire la verità, abbiamo delle spiagge che stanno facendo veramente anche lì una rivoluzione. Io quest'anno stavo raccontando un attimo fa a Mirella, ho visto per la prima volta il servizio in spiaggia a Jesolo Lido, una grande cosa, un bel viatico per rendere il nostro territorio sempre più ricco di servizi, sempre più ricco di qualità, quindi un posto dove andare a fare veramente una grande vacanza e passarla bene. Meglio di così non si può. Grazie a Giovanni Cher, Presidente Federalberghi di Treviso. Grazie Presidente, pubblicità. Grazie a voi. Saluto la dottoressa Pietropoli Claudia, Federfarma, grazie dottoressa di essere qui, e saluto anche il dottor Mampreso Edoardo, neurologo, grazie anche a lei dottor Mampreso di essere qui con noi. E partiamo proprio con questa locandina che è molto importante. Prego dottor Mampreso, cosa vuol dire questa locandina e soprattutto capire, ecco, forse se ne parla anche poco, di questo mal di testa che veramente crea dei problemi gravissimi, enormi, anche per gente che deve andare al lavoro, che si chiude in casa, guai un po' di luce, eppure passi avanti se ne sono fatti parecchi. Ecco, cosa ci dice dottor Mampreso? Prego. Sì, buongiorno a tutti. Vi dico che
Questa locandina rappresenta una iniziativa che ormai viene proposta da molti anni dalla Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, che vedete rappresentata in basso, che è abbreviata come SISC, e denominata la Giornata Nazionale del Mal di Testa o Giornata Nazionale della Cefalea, e sulla scorta di iniziative di livello internazionale. Sostanzialmente una nutrita schiera di specialisti che afferisce a questa società scientifica, quindi una società comunque di professionisti e di ricercatori del settore, si mette a disposizione della popolazione, dell'utenza, per informare il più possibile riguardo al mal di testa, ossia in realtà alle varie forme di mal di testa che esistono, che sono più di 200, per far capire che effettivamente le persone possono avere un problema cronico, una situazione cronica che può essere trattata adeguatamente con delle nuove terapie o comunque con l'aiuto degli specialisti. E quest'anno l'iniziativa si è svolta in varie modalità in Italia, ognuno ha scelto la modalità che poteva essere a lui più congeniale e poi nell'ambito del proprio territorio, e poi c'è stata anche un'iniziativa unica a livello nazionale con delle videopillole che sono state divulgate con l'aiuto della Società Italiana di Neurologia sui social e i canali mediatici delle nostre società scientifiche. Sul territorio veneto c'è stata questa iniziativa in forte collaborazione in partnership con Federpharma, che è rappresentata qui dalla mia amica e collega Claudia Pietropoli, che potrà raccontarci anche lei il suo punto di vista. Che lo sentiamo subito. Prego, dottoressa Pietropoli, perché è molto importante, e soprattutto complimenti per il titolo, non cefalea ma mal di testa. È molto importante questa parola per la comunicazione. Prego, dottoressa. Sì, difatti questa iniziativa, che è unica in Italia, è stata fortemente voluta dal SISC, ma fortemente voluta anche da Federpharma Veneto, che io rappresento in qualità di vicepresidente. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto niente di più che utilizzare, come ha detto bene lei, il termine mal di testa, proprio perché all'interno delle nostre farmacie tutti i giorni entrano numerosi chiaramente pazienti che spesso e volentieri chiedono proprio non solo indicazioni per curare il loro mal di testa, ma soprattutto tante volte abusano anche dei farmaci che semplicemente, diciamo così, vengono utilizzati per il mal di testa. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato assieme al SISC e quindi assieme al dottor Manpreso di collaborare assieme ai neurologi, chiaramente del SISC, che sono venuti all'interno delle nostre farmacie. Ne abbiamo selezionate per il momento 7 a livello Veneto, ma ricordo una anche in Friuli, proprio per avvicinare sempre di più quella che è la voce dei neurologi, degli specialisti, alla cittadinanza. Quindi abbiamo creato queste situazioni di confronto proprio con il cittadino, quello normale che entra tutti i giorni nelle nostre farmacie, per sensibilizzare appunto sul problema della cefalea e soprattutto sulla diversità dei mal di testa che si possono riscontrare nella nostra popolazione tutti i giorni. Abbiamo Maurizio da Conserve, dottoressa, poi continuiamo, se non mi cade la linea. Vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io vorrei chiedere alla dottoressa, visto che oggi è la giornata mondiale del mal di testa e della testa, una cosa importante. Io, dottoressa, sono soggetto alla labirintite, ok? Per carità, questa forma non è cronica, per fortuna, ma ogni tanto mi succede di stare a casa perché mi gira la testa come un disco, ok? E niente, come farmaco prendo il Vertiserc, però vorrei che lei faccia sapere che cos'è questa malattia, da dove parte, quali sono i sintomi, perché anche qualcuno può dire ma è un giramento di testa o delle vertigini. No, è diversa dalle vertigini questa malattia. Sì, provoca vertigini, ma è molto più aggressiva rispetto alle vertigini.
Ecco, allora vorrei per cortesia se mi dasse più spiegazioni anche per curare meglio questa forma virale di labirintite. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a te caro Maurizio, abbiamo anche il dottor Manpreso, perciò in tutte e due, sia la dottoressa Pietropoli che il dottor Manpreso, risponderanno al nostro Maurizio da Conselve. Prego. Allora, io non sono medico, chiaramente, sono farmacista e quindi mi occupo di consigliare eventualmente la miglior terapia in questo caso. La labirintite è una patologia che è completamente diversa, che può essere, mi aiuterà sicuramente il dottor Manpreso, che può derivare da altri problemi, ad esempio problemi pressori, che non hanno spesso e volentieri, diciamo così, lo stesso riscontro nel mal di testa. Dopo dipende, ripeto, dal paziente, che utilizza sicuramente un farmaco corretto per quello che gli è stato diagnosticato, però vorrei anche dirgli che le labirintiti non sempre sono correlate alle patologie dovute alla cefalea. Edoardo, se vuoi sì, infatti adesso chiediamo al dottor sottoscritta, perché sì, adesso ripeto, chiediamo, è dottoressa, argomento più medico in questo caso. Certo, ma siccome Maurizio si è rivolto anche a lei, visto che vi abbiamo tutte e due un pochino ciascuno così. Dottor Manpreso, quello che però volevo anche capire con lei, poi naturalmente rispondiamo al nostro Maurizio, è l'importanza anche dello stress quotidiano, ecco, questi lavori con i computer, questo fissare in continuazione, ecco, com'è la situazione? Perché vedo anche molti bambini con gli occhiali e soprattutto iniziano col mal di testa, dicono è vero, non è vero? Prego, dottor Manpreso. Beh, allora direi sì, che il problema è molto centrato, è molto ben focalizzato, nel senso che noi sappiamo che la condizione della cefalea e comunque delle forme croniche, in particolar modo dell'emicrania, se vogliamo parlare poi della regina del mal di testa, è legata sostanzialmente ad una forma di blocco dopo una crisi energetica. Sostanzialmente il cervello del soggetto emicranico raggiunge ad un certo punto un sovraccarico legato agli stimoli ambientali, legato agli stimoli ormonali che possono sopraggiungere, o anche alimentari, che possono sopraggiungere nell'arco della sua vita, nell'arco delle giornate, e questo sovraccarico si sfocia in una crisi di mal di testa, con anche altri sintomi, quindi ci può essere un fastidio intenso alla luce, un fastidio intenso ai rumori, agli odori, anche gli sforzi e i movimenti sono in quel momento impediti perché aumentano e peggiorano il dolore. Quindi una sorta di ritiro in una condizione di riposo che permette di ritornare allo stato precedente. E in questo accumulo di carico c'entra molto anche lo stress, sia fisico che psicologico. Per cui insomma in tutte le categorie, in tutte le fasce di età, ad ognuna la sua. Ricordo che oggi, in questi giorni si stanno chiudendo le scuole in tutta Italia ed effettivamente quello che succederà sarà questo fenomeno per cui molti ragazzi e molti bambini con il mal di testa tenderanno ad averne sempre di meno nei mesi estivi, tenderanno a non riferire più in casa di avere mal di testa, però di fatto sono ragazzi o comunque bambini che vanno guardati con attenzione perché probabilmente vivranno una condizione di mal di testa negli anni successivi. In questa fase della loro vita hanno questo netto miglioramento durante la fine del periodo scolastico, ma questo non vuol dire che loro non saranno e non sono soggetti al mal di testa. La stessa cosa succede negli adulti, nel senso che l'adulto, finché è in attività, tende a essere resistente al mal di testa e a crollare nel fine settimana. Ecco che nasce questa forma di cefalea del weekend, del fine settimana. Quindi lo stress o comunque il sovraccarico c'entrano molto. Ritornando al tema dello schermo o della luminosità o della visione, questo è sia da un punto di vista visivo, quindi come stress visivo può essere un problema, per cui anche sappiamo che oggi anche i nuovi smartphone ti avvisano che stai avvicinando troppo lo schermo al tuo viso, per cui ci sono anche delle attenzioni tecnologiche in questo. E dall'altra parte c'è anche una luminosità eccessiva, soprattutto nelle ore serali, che andrebbe evitata. Sappiamo che la luminosità dello smartphone o dei tablet è pari a luminosità superiori nettamente a quelle della luce lunare, per cui di fatto
controproducenti riguardo a quello che è il normale ritmo sonno-veglia e il rilascio di melatonina che ci permette di riposare. E questo a maggior ragione nei giovani. E soprattutto anche il mangiare, dottor Manpreso, ecco, un'alimentazione sana, corretta, può influire, lo sport, il movimento. Prego, dottor Manpreso. Sì, tutti questi fattori possono influire in maniera negativa ma anche in maniera positiva, nel senso che vanno anche utilizzate queste situazioni per curare appropriatamente, nel senso che ognuno può avere alcuni fattori che noi consideriamo favorenti o in termini anglosassoni trigger per scatenare il mal di testa, e tra questi ci possono essere alcuni alimenti, però non ci sono delle liste di alimenti che sono universali, valide per tutti. È meglio lavorare con lo specialista, con il proprio medico di famiglia, con il proprio nutrizionista e magari anche con il farmacista alla ricerca proprio di quello che sono gli alimenti per quella persona problematici, per eventualmente lavorare in termini così di rivalutazione, se non di esclusione anche di alcuni alimenti. Mentre riguardo all'attività sana, la vita all'aria aperta o comunque il movimento sono di sicuro dei fattori che possono aiutare a migliorare la condizione. Sicuramente non durante la crisi di mal di testa, perché uno dei primi elementi che caratterizza la crisi di mal di testa è il peggiorare durante lo sforzo fisico. Dottor Manpreso, questa definizione neurologo è da poco che la sentiamo, ecco, è come la parola psichiatria, nel senso che psicologia, psicoterapeuta, però questa figura del neurologo è fondamentale, ecco, si pensava neuro una volta, i matti, neuro, ecco, parlo molto semplice così a casa capiscono, mentre la figura del neurologo è molto diversa, è diventata una figura determinante, avete sentito anche le parole, quanto importante è capire l'importanza della neurologia del neurologo? Prego, dottor Manpreso. Beh, allora questa domanda la apprezzo molto, perché effettivamente in termini di comunicazione con l'utenza, quindi con la società, si sta facendo tantissimo negli ultimi anni per far capire e valorizzare adeguatamente la figura dei neurologi, tant'è che anche le società scientifiche internazionali e la Società Italiana per la Neurologia propongono delle giornate, diciamo, del neurologo, in modo tale anche delle campagne pubblicitarie che si capisca che cosa vuol dire che figura è questo professionista. Per farla breve, per sintetizzare, è un professionista medico che ha una alta specializzazione nelle malattie e nelle condizioni cliniche del sistema nervoso, sia esso sistema nervoso centrale o periferico, ma qui magari nella distinzione non entriamo, e nella prevenzione delle malattie del sistema nervoso. Sostanzialmente il cervello è il principe assoluto del nostro organismo, per cui noi dobbiamo fare il massimo possibile per salvaguardarlo, e quindi dobbiamo lavorare in prevenzione, e poi chiaramente se abbiamo delle condizioni o delle patologie dobbiamo intervenire quanto prima in maniera adeguata. E qui ecco che entra la neurologia, che è sostanzialmente una branca di studio di specializzazione legata alle malattie del sistema nervoso, che ha in mano oggi innumerevoli tecniche di diagnostica che si sono evolute negli ultimi 100 anni e anche innumerevoli terapie che sono diventate sempre più precise, sempre più specialistiche e anche sempre più efficaci. Un tempo, diciamo, la neurologia era un po' questa disciplina molto molto raffinata nell'aspetto diagnostico, nel senso che noi abbiamo comunque un'attenzione diagnostica sicuramente molto molto importante e a volte più spiccata rispetto ad altri professionisti, ma dimenticava o non aveva delle opportunità terapeutiche specifiche. Oggi invece siamo nettamente andati avanti in questo, lo dimostra a maggior ragione, visto che parliamo di mal di testa, la terapia dell'emicrania, che negli ultimi 20 anni si è evoluta tantissimo fino ad arrivare alle ultime terapie che oggi abbiamo a disposizione, che sono delle terapie mirate, precise, studiate per curare l'emicrania nelle sue varie forme, che sono delle terapie che si è create con la biologia, la biochimica, e sostanzialmente possiamo sintetizzare nelle categorie degli anticorpi monoclonali, dei gepanti, dei triptani, della tossina botulinica, quindi tutti i termini che ormai sono diventati comuni.
Allora, mentre alla dottoressa Pietropoli chiederei una cosa importante. Allora, ieri abbiamo sentito questo quasi stop alle case di comunità. Perché le dico questo? Perché in tempi non lontani avevamo iniziato a capire che la farmacia diventava un punto di riferimento. La pressione, l'esame del sangue, cioè una serie di esami che ti accompagnavano a non arrivare al pronto soccorso o dal medico di famiglia, ma avere dei professionisti all'interno delle farmacie che ti facevano questo. Non è che hanno un po' esagerato, dico io, sa dottoressa Pietropoli, con queste cavoli di case di comunità che non riusciamo ad aprirle? Sembra siano partiti in Emilia Romagna, ma qui da noi è una tragedia, anche perché non abbiamo medici, non abbiamo infermieri, se li togliamo dagli ospedali, li mettiamo nelle case di comunità, rimane veramente sguarnita, la sanità pubblica diventa un dramma. Noi sembra invece che si sentiva proprio questa, che bello che andare in farmacia e poter avere questi esami, fare queste importanti anche relazioni dove tu arrivavi a casa e senza aver fatto liste d'attesa, colonne lunghe, avevi la risposta. Secondo lei non bisognava puntare più su questo? Perché veramente la farmacia è diventata un punto fondamentale anche di socializzazione, la paura che regna sovrana per un qualsiasi cosa, si corre al pronto soccorso invece di andare al medico di famiglia perché non mi riceve, perché ci sono tempi lunghi. Cosa mi dice lei, dottoressa Pietropoli? Quello che sta succedendo chiaramente in Veneto, anche se le devo dire che effettivamente io sono anche consigliere nazionale di Federfarma e quindi ho una visione anche di quello che sta succedendo nelle altre regioni che sono messe tali e quali a noi, non è che ci sia tanta differenza. Allora, non abbiamo dismesso assolutamente, glielo garantisco, glielo prometto. Non abbiamo dismesso assolutamente di cercare di valorizzare all'interno anche della regione quella che è stata tantissima la nostra attività in sperimentazione. Ricordo che la farmacia di servizi, quali quelli che sono accessi a prestazioni tipo gli elettrocardiogrammi, gli holter, pressori, la vaccinazione stessa che è stata fatta in farmacia, è stata assolutamente in sperimentazione una valutazione di quanto sia importante l'accesso soprattutto ai cittadini nelle aree disagiate, nelle aree rurali intendo, della nostra regione, siano state importanti e valide perché i cittadini non si debbano assolutamente spostare anche di 20 km, perché le case di comunità, ricordiamo, non sono prossime, le farmacie sono prossime, soprattutto dovrebbero cercare, a mio avviso, di svolgere, cioè di ritornare a guardare a una prossimità che serve ai nostri pazienti che entrano dentro tutti i giorni in farmacia ed entrano senza appuntamento. Quindi c'è la volontà ancora da parte nostra, vi garantisco che sarà così, perché ci stiamo assolutamente posizionando come punto di accesso per il cittadino, il primo punto di accesso per il cittadino, cioè non è che noi vogliamo, diciamo così, non riconoscere quello che sarà l'attività, vedremo quale, perché attualmente è tutto un po' bloccato nelle case di comunità, ma sicuramente ai nostri pazienti dobbiamo dare l'opportunità di una sede che è prossima, nel senso che in tutti i paesi del Veneto e anche addirittura nelle frazioni la farmacia c'è e la farmacia ha un accesso sia in termini di orario che in termini di trovare un operatore sanitario informato, perché l'abbiamo fatto, e quindi non ci dimenticheremo assolutamente di quello che è stata la sperimentazione fatta in questi anni, che ha portato risultati e dati anche all'interno della regione Veneto. Non ce lo dimenticheremo proprio, glielo assicuro, glielo prometto. No, mi fa piacere, perché è una promessa che deve essere fatta ai nostri cittadini.
Dottoressa, mi fa piacere, sa perché? Perché quando abbiamo sentito questa bellissima novità che si potevano fare l'elettrocardiogramma, gli esami, le vaccinazioni, io veramente, poi siamo una televisione, qui sentiamo la popolazione, erano tutti contenti, non so perché hanno deviato, io non lo so, dottoressa. Non è che non l'hanno deviato, l'hanno solo tenuto in stand-by. Ha detto poco. Allora, dottoressa, aspetti dottoressa, perché abbiamo Livio da Padova, se no mi cade la linea, poi continuiamo perché è un discorso molto molto importante, la prossimità, cittadino che arriva vicino subito con professionisti. Vai Livio. Irene, ciao e un saluto ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al dottor neurologo che differenza c'è tra neurologia e psichiatria? Sono due professioni che si integrano oppure sono due cose completamente diverse? E poi una seconda mia curiosità, va ancora, diciamo, si usa ancora la psicoanalisi? Ci sono molti pazienti che si sottopongono a questa terapia? Grazie. Grazie a te Livio, allora concludiamo con la dottoressa Pietropoli e poi andiamo dal dottor Manpreso per Livio. Prego dottoressa, è molto importante quello che sta dicendo, ecco, stand by, però cominciamo a parlarne di... Prego. Stand-by perché ci manca, cioè non è che noi abbiamo dismesso di farle tutti i servizi, li continuiamo a fare, vedi lo screening colorecto, le vaccinazioni che saranno prossime, ma soprattutto anche la telecardiologia, non in tutte le farmacie, però nella maggior parte delle farmacie del Veneto. Però li facciamo a pagamento, allora dobbiamo assolutamente portarli da qui in avanti, molto presto credo che saremo coinvolti dalla Regione, per poterli fare in convenzione, perché dobbiamo dare garanzie a tutte le fasce di popolazione, non solo a quelli che se lo possono permettere. La nostra attività è legata fortemente perché siamo il primo punto di accesso del sistema sanitario regionale e noi vogliamo fortemente che ci sia un'azione delle nostre farmacie all'interno del sistema sanitario regionale e quindi che le prestazioni vengano fatte anche in convenzione attraverso una semplicissima prescrizione da parte del medico di medicina generale o dello specialista. Questa è la nostra intenzione, dare la possibilità a tutti i cittadini, soprattutto quelli, ripeto, nelle aree disagiate, perché non possano più fare tanta strada per avere degli accessi alle prestazioni, ma che vengano addirittura nella farmacia sotto casa. Quindi non saremo più solo dispensatori di farmaci, ma saremo qualcosa di più. Ecco, importantissimo. Ripeto che le istituzioni questa cosa la capiscano perché è arrivato il momento che la capiscano. Bravissima dottoressa, ecco, mai mollare, bisogna continuare ad andare avanti perché sono dei servizi ormai essenziali, visto anche il numero della popolazione diversamente giovane, ecco, che ha bisogno di risposte, che ha paura, che bisogna accompagnarla, ecco anche la socializzazione, vai ormai dal farmacie come andavi dal prete una volta, senti tutta la storia perché è un momento importante di ascolto. Garantisco, è la stessa identica cosa, poi trovano un luogo di accesso che ripeto, le farmacie hanno creato, un accesso privilegiato soprattutto per i cronici fragili e i malati perché è giusto così, dare a loro la priorità, ma un accesso all'interno di una struttura che si è già organizzata per avere degli spazi anche, me lo passi, anche degli spazi di privacy, in tutta tranquillità. L'abbiamo sperimentato in questi anni, soprattutto, le ripeto, non solo nella telecardiologia, ma soprattutto nella vaccinazione, ma anche nel semplicissimo consiglio alle mamme, alle nonne, alle zie. Ricordo che farmacia è donna e qui intendo sottolinearlo, c'è un'empatia diversa con i nostri pazienti, utenti da parte nostra, perché a noi si rivolgono soprattutto le donne. Il 70% dei pazienti che entrano in farmacia sono donne. Non voglio chiaramente escludere gli uomini, non sarebbe la mia intenzione, però l'empatia che si crea all'interno delle nostre farmacie è dovuta proprio alla nostra volontà di dare consigli, ma di dare soprattutto un'opportunità ai nostri pazienti di trovare
senza fare chilometri, una struttura già esistente da sempre sotto casa. Questa è la nostra intenzione. Nadia da Treviso e poi dobbiamo andare dal dottor Manpreso anche per rispondere al nostro Livio da Padova. Vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere alla dottoressa, queste case di comunità si accede direttamente o come si deve comportare le persone? E le troviamo aperte 24 ore su 24 o hanno degli orari? Grazie, arrivederci e buona giornata. Allora rispondiamo anche a Nadia, prego dottoressa. Subito. Sapete che in Veneto è stato in questi mesi attivato il 116-117. Ecco, quel numero lì che dà un accesso, diciamo così, a tutti i cittadini verrà prossimamente sviluppato e sarà determinante da quel numero lì l'accesso anche alle case di comunità. Ricordiamoci che rispondono degli operatori che non sono sanitari, ma bensì sono operatori laici che comunque sono stati formati. Le garantisco che in alcune zone funziona già da un mese circa. Io sono presidente di Federfarma Rovigo e già nel mio territorio, ma anche in altri territori, viene utilizzato, soprattutto i fine settimana, glielo garantisco, perché è lì che ci sono le criticità maggiori, quando gli ambulatori medici chiaramente sono chiusi e quindi ci si deve rivolgere inevitabilmente al pronto soccorso, cosa che non dovrebbe essere fatta. Ecco, quel numero lì darà a tutti i cittadini veneti la possibilità di rivolgersi e all'interno del 116-117 avrete risposte sia dal punto di vista sanitario, e quindi eventualmente vi coinvolgeranno per sapervi dire dove eventualmente rivolgersi. Se è un'urgenza chiaramente sarà competenza del pronto soccorso, se invece non è un'urgenza verrete deviate a quelle che erano le ex guardie mediche. Ecco, sicuramente il 116 e il 117 saranno collegate alle case di comunità tutta la settimana, non solo e unicamente nei fine settimana. Poi che saranno operative, in tutta sincerità mi sento di dirle che ho qualche dubbio che siano operative immediatamente. Si stanno cercando di mettere in piedi quelle che sono le strutture, adesso bisognerà capire dal punto di vista della regione chi immettere all'interno delle case di comunità, ma sicuramente le case di comunità non daranno mai la prossimità al cittadino, glielo garantisco, perché saranno a livello territoriale i medici di base, dove ci sono chiaramente, sarà semmai effettivamente la ex guardia medica e saranno sicuramente le farmacie. Questo è l'intento, almeno così lo vedo io, che la Regione Veneto, sulla quale la Regione Veneto deve porre attenzione. Nelle case di comunità troverete sicuramente delle, diciamo così, delle prestazioni diverse che hanno una validità e anche magari un'urgenza diversa, ma non troverete quello che trovate a livello territoriale, ovvero le farmacie, i medici di medicina generale. Molto chiara, la ringrazio. Intanto abbiamo sentito una cosa importante, dottoressa Pietropoli, che non sapevamo, questi numeri, nessuno li aveva ancora detti, la ringrazio veramente, anche se non sono ancora, veramente non siamo partiti, però almeno sappiamo qualcosa, perché Nadia ha fatto una domanda molto chiara, perché non c'è nessuna informazione o pochissimo. Sono chiuse, come mai, cosa sarà? Stanno lavorando su questo. Allora adesso andiamo dal dottor Manpreso per rispondere anche al nostro Livio, neurologia, psichiatria, come si diceva prima. Prego dottor Manpreso. Sì, io ringrazio Livio per la domanda, perché effettivamente abbiamo bisogno di presentarsi, di fare chiarezza nei ruoli. La neurologia e la psichiatria nacquero insieme, nel senso che comunque lo studio del sistema nervoso e del cervello nacque unico, poi nell'arco della storia delle medicine, con l'evoluzione delle conoscenze si distinsero tra di loro e presero comunque due
due vie differenti ma comunque affiancate. Per semplificare, sostanzialmente, la neurologia e quindi i neurologi si occupano delle patologie organiche del sistema nervoso, sia esso centrale, quindi cervello, midollo, che dei nervi. La psichiatria si occupa della salute mentale e quindi diciamo dei disturbi legati al benessere della psiche. Per fare degli esempi concreti, la neurologia si occupa di cefalee, di epilessia, di ictus, di Alzheimer, di sclerosi multipla e via dicendo. La psichiatria si occupa di disturbo bipolare, di disturbi psicotici, di depressione maggiore, di disturbi del comportamento alimentare, quindi anoressia, bulimia. Tra di loro, quindi tra neurologia e psichiatria, ci sono frequentemente interconnessioni, non solo dal punto di vista tecnico, scientifico e culturale, ma anche proprio nella pratica clinica e nelle persone, perché diciamo sintomi di tipo psichiatrico possono capitare nei pazienti neurologici, così come quadri neurologici possono essere presenti nei pazienti psichiatrici, per cui ecco perché dobbiamo avere una preparazione comunque reciproca e diciamo comunque un'attenzione e una sensibilità che ci avvicini. Molto spesso le persone si rivolgono per sintomatologia o quadri psichiatrici più lievi, come i disturbi d'ansia, come i disturbi depressivi, diciamo lievi, al neurologo. E non è inappropriato questo, perché comunque il neurologo può capire se è in grado di gestire il paziente e comunque anche distinguere se si tratta di un quadro comunque legato alla salute mentale o che magari sottostante c'è una patologia organica, per poi eventualmente avvalersi dell'aiuto dello psichiatra se la situazione è magari più complessa. Quindi se posso, diciamo, se mi ho dato questo tipo di definizione, spero di essere stato chiaro. Molto chiaro, dottor Mampreso, e la ringrazio, anche perché ha toccato un tema molto caro a Mirella, visto che sfortunatamente ho avuto degli ospiti che sono veramente che non ci sono più, dovuti anche alla sclerosi multipla, questa malattia che inizia a avere dei numeri veramente importanti. E com'è la ricerca? Cosa ci può dire, dottor Mampreso? Beh, la ricerca ha fatto passi da gigante e distinguiamo bene che cosa si intende per la patologia, nel senso che nel linguaggio comune la terminologia sclerosi tende a far confondere due grandi patologie neurologiche. Una è la sclerosi multipla, che è una malattia infiammatoria, diciamo, con basi autoimmuni del sistema nervoso, che ha diciamo, grandi anche rappresentatività dal punto di vista sociale, nella quale la richiesta di ricerca, la ricerca è andata molto avanti e che permette comunque con delle adeguate terapie di vivere senza o con poca disabilità molto a lungo. Un'altra patologia che un pochino si porta alla stessa terminologia, alla stessa diciamo, parola, che è la sclerosi laterale amiotrofica, che invece è una malattia differente dal punto di vista dei meccanismi, è una malattia degenerativa, quindi non una malattia infiammatoria, comunque non una malattia legata al sistema immunitario, ma in quanto malattia degenerativa ha un decorso e un percorso diciamo più catastrofico, che più spesso porta a disabilità ingravescente grave e anche diciamo a morte. E quindi sono due patologie molto ben distinte tra di loro, di cui bisogna parlare e per fare chiarezza. E ha fatto bene anche perché vi invito a posto, perché noi abbiamo bisogno di queste pillole di conoscenza, di saggezza, per vincere anche la paura di capire, di affidarsi alla persona giusta, alla persona competente, a quella che veramente sa. E qua il ruolo fondamentale è il medico di famiglia, dottor Mampreso, che deve indirizzare il proprio paziente allo specialista adatto. Non sempre succede, una sfilza di esami che molti dicono non sono serviti a niente, invece di arrivare sempre al dunque. Ecco, questo legame molto importante, dottoressa Mampreso, tra medico di famiglia e anche farmacia. Ecco, io penso che avrebbero dovuto puntare, come dice lei, più su questa squadra
prima di arrivare a queste case di comunità, nel senso che ho avuto medici, come dice lei, di medicina generale di famiglia, chiamiamoli così, che hanno detto: io non andrò mai in queste case di comunità perché ho fatto squadra, sono molto preparato col mio studio, perché devo spostarmi per andare dove. Ecco, dottoressa Pietropoli, forse l'importanza della squadra qualcuno non l'ha capita, tra il medico di famiglia, il farmacista, anche con dei costi molto inferiori e senza, come dice lei, liste d'attesa o appuntamenti lunghissimi. Ecco, forse si doveva puntare su, lo diciamo perché bisogna anche iniziare a dire quello che non funziona e come potrebbe funzionare. Non è che Mirella si inventi anche le domande, ma sento quello che dicono le persone. Ma perché fare questo quando avevamo la possibilità di unire le forze? E sono i medici stessi di medicina generale molto restii andare in queste case di comunità. Non tutti, ma una buona parte. Prego, dottoressa Pietropoli. Sì, ha detto bene. Allora, guardi, non più tardi dell'altro giorno eravamo in un convegno a Roma assieme ai medici di medicina generale, proprio perché stiamo cercando in tutte le maniere, non che loro non possano eventualmente entrare nelle case di comunità, però ha detto bene lei, forse dobbiamo ristudiare un modello, diciamo così, organizzativo che va anziché accentrato, decentrato. Questo per il bene dei cittadini, non per il bene delle farmacie o per il bene dei medici di medicina generale, perché purtroppo c'è da dire che il cittadino non è che sempre sia in grado, soprattutto il malato, il fragile e l'anziano, non è che sia in grado di spostarsi, a meno che non abbia un caregiver, chiamiamolo così, che al suo servizio, ma spesso e volentieri ci sono anche degli anziani che sono da soli. Allora, quella che è la nostra volontà, ripeto, che stiamo portando comunque avanti a livello nazionale, ma sicuramente c'è un'interlocuzione anche a livello regionale, è quello di cercare di creare una rete organizzativa proprio prossima al territorio, anche assieme agli specialisti ospedalieri, attraverso anche semplicissimi collegamenti, perché si può fare. Noi ci siamo messi al servizio soprattutto per far intendere alle istituzioni che non sempre a centrare risultano diciamo così, gli strumenti migliori, non lo sono spesso e volentieri. E quindi dobbiamo pensare prima di tutto al cittadino, al malato, al cronico, a chi non può guidare, a chi magari è anche disabile e quindi non riesce ad spostarsi. Quindi dobbiamo creare un modello, diciamo così, territoriale di organizzazione che è diverso, se vogliamo, da quello che era stato pensato per le case di comunità o per le aggregazioni anche di medici di medicina generale. Non è che vogliamo smantellare tutto, però dobbiamo creare un sistema che permetta al territorio eventualmente di collegarsi, perché la digitalizzazione fortunatamente ci dà questa possibilità, come arrivano per dire le prescrizioni mediche attraverso le piattaforme, ripeto, informatiche, dovremo creare la stessa cosa, questi collegamenti, ma questo viene fatto solo e unicamente in sinergia tra tutte le figure professionali, ovvero ospedale, territorio, cittadino, mettendo al centro il cittadino con i suoi bisogni quotidiani. Questa è la nostra volontà, non è che noi decidiamo di smantellare le case di comunità, assolutamente, forse chi le ha, diciamo così, pensate a livello nazionale, perché non sono di questo, mi permetto di dirlo, non sono di questo governo, non aveva accentrato bene quelli che effettivamente sono i bisogni dei cittadini che vivono spesso e volentieri anche in zone che non sono servite. Le farmacie, ripeto, ci sono dappertutto, purtroppo abbiamo una carenza almeno fino al 2030, così sappiamo, di medici di medicina generale. Ecco, sfruttiamo tutti quelli che ci sono, che lavoreranno, ce lo auguriamo vivamente, assieme a noi, ma anche assieme agli specialisti dell'ospedale, perché è così che deve essere fatto, anche con gli infermieri di comunità.
anche con gli infermieri di famiglia. Sono tutte quelle figure professionali che devono lavorare e collaborare assieme, perché, ripeto, è il cittadino con i suoi bisogni che deve arrivare prima di tutto, prima di poter pensare di farlo spostare. Vede, dottoressa, quello che rammarica, io l'ho sentito da un ospite che era un medico di famiglia, di medicina generale, quale ha detto: io non riesco a capire il perché si sono veramente proiettati su questa realtà che sono le case di comunità, ne hanno realizzato anche tante, quando sapevano benissimo che anche in Francia erano naufragate. Non era partito il progetto, perché hanno continuato a insistere su una cosa che aveva già dato dei segnali che non era riuscita per niente. Capisce che noi siamo molto proprio veramente rammaricati, perché lei ha spiegato molto bene cosa vuol dire servizi alla persona. Noi abbiamo bisogno di dare servizi alla persona, non di creare confusione oppure veramente quel supporto che non viene dato di sicuro al momento con quello che stanno dicendo delle case di comunità. Il problema è che hanno dovuto farle perché hanno deciso di prendere tutti i soldi del PNRR e la cosa più facile da fare è costruire cemento. In poco tempo realizzi, fai questa struttura, questo cemento e vai, dentro c'è il vuoto, ma non importa, intanto ho fatto, ecco, il cemento, ho speso i soldi per questo. Ecco, adesso dobbiamo anche restituirli perché non abbiamo progetti validi, completi da portare a casa, perciò se non si parte dovremmo anche restituire i soldi, questa è la verità. E siccome sono anche soldi... Io credo che la volontà ci sia, però ripeto, quelle strutture, quel cemento, come dice bene lei, devono trovare assolutamente una collocazione in prima battuta, magari solo e unicamente con un collegamento con le figure professionali del territorio. Probabilmente lì entreranno dentro degli specialisti. Adesso io non lo so quali saranno i prossimi passi della Regione, perché non ne abbiamo più parlato almeno da 2 mesi a questa parte, perché siamo stati coinvolti anche noi in quello che è il processo della riorganizzazione sanitaria. Ecco, cerchiamo di pensare tutti, ma l'abbiamo detto in più di qualche occasione anche al nuovo assessore, che ci sono dei bisogni diversi a livello territoriale che non possono sicuramente essere seguiti con la stessa volontà e anche con la stessa rapidità di quello che potremo essere noi, assieme ai medici di medicina generale, chiaramente a livello territoriale. È la rapidità del servizio, spesso e volentieri, che crea, diciamo così, anche una risposta più accessibile ai bisogni del cittadino. È questo che dobbiamo far capire. Ma dovrebbero averlo capito, sa, dottoressa. E la ringrazio di questa opportunità. Dovrebbero averlo capito da un pezzo questa storia di servizi ai cittadini. Abbiamo Roberto da Salzano. Vai Roberto. Buongiorno e grazie per la vostra trasmissione. Vorrei fare solo una domanda. Buongiorno. Roberto, devi abbassare completamente la televisione e parlare al telefono, completamente. Noi avevamo la migliore sanità in Europa e molti paesi hanno copiato da noi. Perché adesso non facciamo lo stesso? Perché anche noi in questo momento non possiamo fare come hanno fatto loro? Andiamo a vedere in Europa quali sono le sanità che funzionano meglio, perché mio figlio, perché non guardiamo Norvegia, Svezia, Germania, perché non copiare le cose che funzionano e non cercare di fare delle cose che non riusciamo a fare perché vediamo che non siamo capaci. Dobbiamo imparare, visto che siamo in Europa, dobbiamo visualizzare le situazioni degli altri paesi. Ci sono dei paesi in cui la sanità funziona bene, proviamo a copiarla. Vi saluto, grazie. Grazie Roberto, guarda che funzionava benissimo anche da noi, anzi eravamo ai primi posti, se non il primo posto in assoluto come sanità
veneta, ecco, è dovuto alla lungimiranza specialmente di questa donna che io nomero spesso, di Tina Anselmi, che aveva capito l'importanza di dare servizi alle persone, capire cosa serviva nel territorio, ed eravamo veramente i numeri uno. Poi hanno smantellato tutto, questa è la verità, e smantellando tutto hanno distrutto la sanità e ci ritroviamo, anche se continuano a dire che noi siamo ai primi posti come sanità nel Veneto. Bisogna vedere quali primi posti, perché la sanità è molto ampia, bisogna che ognuno spieghi però dove siamo i primi posti, e allora forse capiamo bene, non dire che tutto va bene, no, non va tutto bene, questa è la verità. No. Dottor Manfresi, invece quello che volevo chiedere a lei, l'importanza, ecco, di sentire telemedicina, intelligenza artificiale, però sì, grande tecnologia, ma abbiamo una popolazione, come io sento spesso, che non riesce a veramente ad operare questi nuovi strumenti di nuova generazione, e diventa molto difficile. Ecco, è un problema, è complicato il discorso, sì, l'intelligenza artificiale all'interno degli ospedali, come, quando, e soprattutto la telemedicina. Lei come vede la situazione, dottor Manfreso? Beh, allora, amo parlare di quello che conosco bene e che faccio. Allora, per quanto riguarda la telemedicina, è una realtà concreta ormai da molti anni, nel senso che poi oggi la configuriamo in varie modalità, nel senso che fino ad oggi l'avevamo usata per fare in modo che i professionisti si confrontassero tra di loro e parlassero tra di loro, quindi a distanza, per cui si chiamava teleconsulto. Poi sono entrate altre modalità per cui praticamente il professionista può essere a disposizione in tempo reale di un paziente, quindi si può parlare di televisita se riguarda un medico, fino ad una nuova modalità che si chiama teleassistenza, nella quale interviene una figura professionale come l'infermiere o l'infermiere case manager, che si occupa proprio del percorso del paziente. Oggi abbiamo attivato tutte queste modalità. Nella nostra realtà, in particolare quindi nella USEI e Ugane, abbiamo attivato recentemente anche come sperimentatori per la Regione Veneto sia la piattaforma di telemedicina che per la teleassistenza, per cui stiamo lavorando in questo, e abbiamo ovviamente consapevolezza delle difficoltà tecniche che citavi prima, in particolar modo le difficoltà di accessibilità da parte di una fetta di popolazione che ovviamente non è dotata degli strumenti tecnologici che permettono di accedere, ma queste difficoltà si stanno via via superando perché sono ben focalizzate, però entra sostanzialmente in maniera importante ancora il ruolo di una figura mediatrice, che possa essere un parente, quindi un caregiver, oppure un'altra figura terza. Ecco che possono esistere dei luoghi di accesso che sono la casa della persona, o anche dei luoghi terzi come possono essere le farmacie, per esempio. Quindi in un certo senso avere degli strumenti in più ci permette di avere molte più possibilità di contatto, ma anche risparmiare tempo e risorse tutti quanti, soprattutto i cittadini. Io oggi mi trovo in varie situazioni a vedere i nostri giovani pazienti, in particolar modo in diretta per dei consulti anche veloci, mentre loro sono in pausa nel luogo di lavoro, per cui si risparmiano l'attesa in sala d'attesa, si risparmiano la prenotazione, diciamo, perché comunque la forniamo noi, e quindi in questi termini può aiutare molto soprattutto certe situazioni e velocizzare il confronto. Dalla parte invece dei professionisti il tema dell'intelligenza artificiale è molto complesso. Oggi però stanno entrando sempre di più delle tecniche di aiuto del professionista nel interpretare dei quadri. Oggi parlo di quello che conosco, perché comunque noi, per esempio, per le malattie vascolari, per l'ictus, che è un'emergenza medica, abbiamo dei software di intelligenza artificiale che ci elaborano praticamente in pochi millisecondi le immagini che arrivano dai macchinari della TAC e ci danno delle interpretazioni che noi ovviamente come clinici dobbiamo validare o meno. Ma queste interpretazioni arrivano simultaneamente a tutti i professionisti coinvolti nella rete dell'assistenza. Questo sta succedendo in Europa, in tutta Italia da alcuni anni, e sta affinandosi sempre di più per fare in modo che ci sia una sincronia sempre più veloce, sempre più perfetta e perfettibile, per fare in modo di rispondere al bisogno urgente, in modo tale che tutti i professionisti sappiano le cose in tempo reale. Quindi ecco che l'intelligenza artificiale entra in maniera molto molto utile.
Allora, io l'altro giorno ho avuto il dottor Nardini, che dirige la maxillofaciale al Canfoncello di Treviso. Abbiamo parlato di apnee notturne, dottor Manpreso, e soprattutto anche di ictus, che comincia veramente a preoccupare le persone e cominciano anche a chiedere come mai, perché, ecco, a cosa è dovuto. E abbiamo scoperto veramente delle realtà importanti, cosa vuol dire appunto l'apnea notturna, che può essere veramente pericolosa. Anche qua bisogna sempre cercare di promuovere, come dice lei, l'informazione, che non è che ne abbiamo tantissima, e sono veramente come il mal di testa delle cose che coinvolgono la popolazione. Prego, dottor Manpreso. Sì, può essere una condizione che effettivamente aumenta il rischio di malattie cerebrovascolari, per cui è opportuno cercare di fare diagnosi adeguatamente e di intervenire anche con dei fattori correttivi, per cui di fatto ecco perché le condizioni si intersecano tra di loro. Poi l'ictus in sé può avere tante cause, tante eziopatogenesi, diciamo noi, per cui essendo una malattia complessa va analizzata da parte degli specialisti. Può essere affrontata comunque in urgenza e emergenza con delle terapie o delle procedure che oggi sono disponibili, e può essere fatta un'adeguatissima prevenzione. Sappiamo che negli ultimi decenni sono in netto calo alcune forme di ictus, come quelle causate per esempio dalle stenosi delle carotidi, perché ci sono delle terapie molto appropriate che abbassano il tasso lipemico e soprattutto stabilizzano le placche delle carotidi, mentre un tempo quelle tipologie di ictus erano molto frequenti. Quindi anche l'evoluzione, diciamo, terapeutica modifica gli scenari. Molto importante. Dottore, come ci saluta? Ormai il tempo è terminato, con quale messaggio? Prego, dottor Manpreso. Saluto col messaggio di avere, diciamo, attenzione alle informazioni che arrivano dalla neurologia, avere attenzione per quello che sono le iniziative che vengono fatte, sviluppate, e attenzione alla propria salute del proprio cervello, perché di fatto senza un cervello in salute si può dire che non siamo nessuno. Grazie, veramente grazie al dottor Edoardo Manpreso, ULSS 6, grazie di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta la dottoressa Pietropoli Claudia da Rovigo. Prego, dottoressa, Federfarma Rovigo. Voglio infondere un po' di positività. Io lo sono da sempre, sono una che assolutamente non molla. Voglio dare tranquillità ai cittadini, soprattutto ai nostri pazienti, perché la collaborazione, ripeto, con le altre figure, in questo caso va bene, abbiamo parlato soprattutto della collaborazione con il neurologi del SISC, non mancherà mai. Questo io mi sento di dirlo ai cittadini veneti. Tranquillizzatevi, perché io sono convinta che anche le istituzioni prima o poi capiranno qual è la volontà di dare, ripeto, servizi di prossimità, che sia attraverso noi, che sia attraverso il medico di medicina generale, che sia attraverso gli specialisti, non importa, l'importante è che il cittadino venga accudito. Le voglio anche lanciare una cosa che forse è passata, diciamo così, sotto traccia, ma non per colpa della mancata comunicazione, perché è uno dei processi che sta venendo avanti in tutte le regioni d'Italia, ma le posso dire che sta avvenendo anche da noi. Ovvero noi come farmacie, le più piccole, le rurali, ma le urbane, cioè quelle che sono nei centri cittadini, soprattutto noi le più piccole, perché io sono Federfarma Veneto, ma sono rappresentante delle farmacie più piccole, ovvero quelle sotto i 5.000 abitanti, saranno forniti prossimamente da parte della Regione, che le ha acquisite, ripeto, in una gara nazionale, delle postazioni proprio per poter dare l'opportunità. Delle postazioni sono niente altro che delle postazioni PC all-in-one, che saranno a disposizione dei cittadini, che potranno eventualmente collegarsi, come ha spiegato bene Edoardo adesso, o con lo specialista oppure eventualmente anche con gli altri operatori sanitari.
Quindi tra luglio e agosto verranno consegnati fisicamente queste postazioni in comodato d'uso alle farmacie più piccole, che serviranno proprio per dare l'opportunità al cittadino che magari da casa non riesce ad avere l'opportunità di mail, di smartphone, a meno che non abbia, ripeto, un caregiver che lo segue, di dare questa opportunità al cittadino di recarsi in farmacia ed eventualmente svolgere quell'azione che il dottor Mampreso sta facendo adesso a casa, lo possono venire a fare tranquillamente anche in farmacia. Quindi mi sento di essere, passatemelo, abbastanza ottimista. Certo che bisogna lavorare tantissimo e soprattutto far capire alle istituzioni che devono usufruire di quello che c'è già ed è esistente nel territorio. Noi ci siamo sempre stati, ripeto, siamo assolutamente presenti anche nei paesi più piccoli e continueremo ad essere presenti nei paesi più piccoli, a disposizione, ripeto, dei nostri pazienti, di tutti i nostri pazienti. Grazie alla dottoressa Claudia Pietropolli, Federfarm, di essere stata con noi, grazie ancora al dottor Edoardo Mampreso. Pubblicità. Ecco qua, ciao! Avevi sentito le ultime dichiarazioni di Trump? Hai capito che vuole conquistare il Veneto e farlo diventare il 51esimo stato degli USA, perché se venivo qua e si è innamorato del prosecco talmente tanto che parla già il dialetto veneto. Ascolti cosa che hai detto quando che si andai in Cina. Saluto tutti, sono contento. Volte cinesi se sempre più forti, però ultimamente copie massa. Per esempio, amico, ho fatto un muro contro i migranti e voi avete fatto una muraglia. Parliamo invece del vin. Devo dirvi che in Veneto io fa molto meglio di come che io facevo altri in Cina. Bisogna che vi impegni un po' di più, fioi. A ogni modo adesso cerco e speriamo che stavolta sia meglio che altro. Grazie, ciao. E ora salute. Salute a tutti, da Bevar, ciao. E sa tappo. Grazie. Dobbiamo anche staccare la spina. Noi ci vedremo lunedì perché domani c'è il Santo Padova, c'è la famosa messa, perciò vi faccio staccare la spina nell'ultima parte con Vinizio Corrent, che è anche un docente, soprattutto sentiremo anche di giovane, soprattutto perché veramente ci fa sorridere. Bello questo Trump che assaggia il vino e dice tutto sommato mi sa che dov'è imparare molto. Com'è la situazione invece per quanto riguarda i giovani e la politica? Stanno concludendo le scuole, si è parlato molto di guerre in questo anno, tantissimo, e so che i ragazzi quasi tutti sono molto contrari alla guerra, sono vicini all'ambiente, però bisogna anche iniziare a farli sorridere. Avere anche un professore come Vinizio Corrente che sa anche l'importante di staccare la spina con questi ragazzi, penso sia fondamentale. Prego Vinizio. Sì, sono sostanzialmente soddisfatto. Io insegno letteratura e quindi la letteratura offre ampi spazi anche così alla satira e all'interpretazione appunto critica. Bisogna interessare questi ragazzi perché altrimenti vengono presi da questo turbinio di social eccetera. Bisogna rafforzare la loro cultura e quello è il modo con cui loro poi risultano attrezzati per fronteggiare tutte queste insidie della società, perché effettivamente questi social sono delle insidie anche le volte, ma se tu hai una buona corazza culturale riesci a gestirli, e questa è la cosa importante. E poi appunto trasmettere la letteratura è un piacere. La storia lo stesso deve essere un piacere, e quindi bisogna appunto affabulare, un po' raccontarla facendola piacere. Io non sopporto quelli che mi dicono ma sai, dici, io odio la letteratura perché l'insegnante me l'ha fatta odiare. Non è possibile, la letteratura è un piacere come la musica, come tante altre cose. Però bisogna saperla spiegare. Beh, insomma, io adesso non voglio avere la pretesa di saperla spiegare. Certo, insomma, sai, se qualcosa piace a uno poi riesce a trasmettere
assolutamente. Si Quanto sente è importante coinvolgere i ragazzi su quello che dici per farli apprendere, però intrigandoli? Questo è il segreto. Questo è il grande segreto. Ma l'insegnante deve essere anche un po' istrione alle volte, perché se diventa il grande docente, così, quello giustamente, ma anche quello di università. Io mi ricordo che ho avuto la fortuna di seguire delle lezioni di un grandissimo dantista e filologo, il professor Padovani, Giorgio Padovani, e lui quando leggeva per esempio Ruzzante si medesimava, te lo faceva proprio amare, sarebbe stato un bravissimo attore anche di teatro, tant'è che i suoi corsi, mi ricorderò sempre, finivano con un applauso generale. E questo è il vero docente, quello che interessa. Erano delle lezioni degli anni 70, 80, insomma, molto grandi, no? Adesso l'università è cambiata, sono più delle lezioni quasi seminariali, una volta c'era proprio questa grande affluenza, e lui sapeva proprio, grande esperto del dialetto e anche del teatro, del teatro dialettale di Ruzzante, del Cinquecento, eccetera. Quando lo leggeva era qualcosa di formidabile. Ti intrigava, questo è importante. Com'è la situazione nel 2026 per quanto riguarda giovani, scuola, apprendimento? Perché sembra che ormai qualcosa non torni più, i conti non tornano, non studiano, troppe vacanze, il ruolo della scuola che è fondamentale. Invece i ragazzi, io ho avuto anche una classe la scorsa settimana, devo dire che sono anche molto preparati, e nella scuola iniziano a fare squadra, iniziano a socializzare, non vedono l'ora di entrare in classe perché ritrovano, ecco, i loro punti di riferimenti che sono i loro compagni, e poi arriva all'educazione, arriva alla scuola, arriva alla didattica, però un po' alla volta, un po' tutto, hanno bisogno un po' di tutto, e la scuola fa questo. La scuola è una grande opportunità che offre varie cose. Adesso appunto anche con l'educazione civica che è stata introdotta si affrontano vari argomenti. Ecco, forse tanti magari professori appunto un po' anche all'antica denunciano un po' una mancanza di un minor contenuti, forse. D'altra parte qualcosa va insomma anche sacrificato. La scuola offre un'amplissima formazione, è una grandissima platea, insomma, un grandissimo palcoscenico dove appunto tu puoi apprendere questo, e poi appunto c'è la possibilità di approfondire poi loro. Questo che dobbiamo dare noi, gli strumenti per approfondire. Esatto. E probabilmente anche il fatto che si siano un po' persi dei contenuti. Io insomma mi ricordo, ho fatto il classico negli anni 70, insomma bisognava stare sul greco e sul latino tutto il giorno, insomma era forse anche troppo, no? questa cosa di tutte le eccezioni dei verbi greci, eccetera. Forse adesso ci sia un po' più, poi i contenuti rimangono, insomma, però forse meno preponderanti, però anche più spazio per altre cose di educazione civica, quindi di conoscenza della realtà attuale, anche di orientamento per il futuro, per scuole. Io insegno le superiori, quindi sono scuole formative, ed è importante anche l'orientamento che adesso è stato introdotto, insomma. Allora io ogni mattina da un bel po' di mesi sto iniziando a leggere i libri. Certo. Adesso ho iniziato con questo Leone Alato, per far capire l'importanza di questa creatività che c'è all'interno dei bambini e dei ragazzi, che viene manifestata anche da molto piccolo. Questo bambino che capisce che qualcosa in lui sta nascendo, che è l'amore per l'aeroplano, l'amore per questo, un po' alla volta, ecco, riesce a capire cosa vorrebbe fare da grande. Certo. Ma chi è che lo aiuta e lo supporta? È il nonno. Mentre i genitori tendono a dire no, il nonno invece ha capito che c'è della creatività in questo bambino e lo supporta intanto. Quanto importante è il ruolo dell'insegnante, ecco, del docente, nel momento che il genitore non c'è, non esiste la famiglia, però c'è questo bambino che tu vedi, questo ragazzino che cresce e che capisci che c'è qualcosa dentro. Questo è un ruolo fondamentale che avete voi, questo è il vostro ruolo, però non tutti lo fanno, professore. Devo essere fortunato ad avere quella scuola e quell'insegnante, è qua che dobbiamo unire le forze. Come dicevo prima, no? Quell'insegnante che fa odiare la materia, insomma, non è proprio così, non dovrebbe essere così. Purtroppo sì, d'altra parte sì, non tutti hanno lo stesso talento, voglio dire, e quindi è da mettere anche in conto questo rischio, però fa parte
parte anche, è giusto anche trovare il buono, il cattivo, perché così è tutto formativo sostanzialmente. Quanto è importante è leggere, ad esempio i ragazzi leggono, cos'è la lettura? Meno. Oppure i social hanno veramente, i social sì. ecco, hanno distrutto quello Sì. che era veramente il Sì. scrivere, il leggere, Sì. trovano tutto pronto, vado là e trovo tutto. Sì. Io invece ho iniziato, e devo dire la verità, che a casa ascoltano questa lettura. Sì, sì. Qualcuno mi ha detto ma cosa fai al mattino, invece vedo che vuol dire che piace anche ascoltare, capire cosa sta leggendo Mirella, cerco di avere anche delle cose un po' particolari. Certo, io vengo da una generazione dove quelli che erano più grandi di me, fine anni 70, così venivano a scuola anche con 2 giornali. Il giornale era fondamentale, ma anche nella famiglia. Per esempio mi ricordo che mia mamma, insomma, diceva leggi il giornale, a volte lo portava a casa, era quello è sparito. Ecco, tu non vedi più un ragazzo con un giornale, non lo vedi più. Una volta invece vedevi... Tanto è vero che le edicole sono state chiuse quasi sì. tutte. E questo è una grande... Io a volte lo vedo un po' come una tristezza, è anche normale, perché insomma la tristezza, vedi che quello che era una parte di te stesso, della giovinezza, non c'è più, fa tristezza questo fatto. Ma lo stereotipo dello studente no, non lo vedi più con il giornale e neanche con un libro, per la verità. A volte c'erano anche quelli che avevano dei libri, adesso no. Non so, forse ci sono sti audiolibri che potrebbero essere comunque un surrogato, piuttosto che uno ascolti delle cose demenziali, meglio che ascolti un audiolibro. Piuttosto di niente, meglio piuttosto, sì. diciamo, però... Almeno invita alla letteratura, sì, però non è la stessa cosa, insomma, che il libro lo senti, lo sottolinei anche, no? Professore, che forse bisogna iniziare già all'asilo, iniziare a leggere. Probabilmente sì. Ecco, far leggere questi bambini, iniziare a far capire l'importanza della lettura, del libro, della scrittura, ad esempio. Noi in Friuli abbiamo un istituto che si occupa di scrittura e ci sono invece molti ragazzi che vanno per imparare a scrivere, per tenere, non sanno neanche tenere la penna in mano, ve l'ho raccontato che bigliettini scrivono che sono neppure riuscita a decifrarli. E questa è l'importanza anche della scuola, o sbaglio? Sì, bisognerebbe iniziare prima. Io mi ricordo che nelle nostre elementari si leggeva un libro, era quasi obbligatorio, uno ogni tanto. I nonni leggevano i libri. E leggevano, certo. D'altra parte quelli erano le fiabe, le famose fiabe. Lo so. E le trasmettevano, sì. E la fantasia cominciava veramente a creare, ecco qua la creatività dovuta anche a una lettura, un ascolto di un libro. Allora andiamo a vedere cosa invece fa il nostro Vinicio Coren. Prima Trump in Cina, adesso andiamo a vedere Trump, direttore MGM. Presidente, ci dica cosa farà se mai dovesse perdere la guerra. No, perdere. Io non perdo mai. E comunque ho già pronto un piano. Immagino non questo. No. Ci dica quale piano ha. Divento direttore della Metro-Goldwyn-Mayer. E così nei film di guerra vinco sempre io. E sono anche il protagonista. Allora Vinizio, Trump, come mai Trump, questi sketch molto divertenti, professore serio che diventa anche comico però con una cultura particolare. Insomma la comicità e la satira soprattutto ha una grande importanza. Ricordiamo che per esempio Federico II nel 1200 fece un editto in cui diceva che tutti i poeti, insomma tutti gli istrioni eccetera, che parlassero male di lui dovevano essere squartati addirittura. Sì, no, la satira è importantissima, poi Trump si presta evidentemente. La satira poi è sempre contro il governo, no? Poi lui è un personaggio che si presta, come fai? No. Anche per gli atteggiamenti che ha, per la mimica, insomma, questo modo di... anche con la gestualità delle mani, insomma. Come vedono i suoi ragazzi questo Vinicio Coren, professore comico, satira, molto importante, la porta anche a scuola? No.
io cerco sempre di dividere, questa è una cosa separata. Niente satira a scuola. No, posso fare dei commenti, eccetera, però questa attività che ho io, diciamo, poi di musicista, di istrione, eccetera, la divido. È che loro vengono a saperlo solo. Dopo neanche 2 ore, penso, ma lei scusi, fa i video anche se no, è un socio, non sono, perché altrimenti poi sembra che... ma non gli brogli mica, no, professore, non gli brogli mica, questi ragazzi sono molto... Ma sanno essere comici, sanno... Come sono questi ragazzi? Perché noi vediamo sempre questi esempi, invece io li vedo qua quando li invito che sono veramente bravi, fanno squadra, sono anche molto preparati, sanno parlare, ad esempio, se tu riesci a aprire quello scrigno meraviglioso e come parlano, ecco, quanto è importante anche l'addizione, ad esempio, a scuola. È importantissima, ma la scuola offre tutte queste possibilità. E poi è un luogo comune, non ci sono più i giovani una volta, gli studenti di adesso. No, se fosse così, sarebbe una roba terribile, perché l'umanità finirebbe. Se queste generazioni nuove fossero terribili, fossero negative, come tutti dicono, sarebbe la fine dell'umanità. Invece ci sono sempre anche lì dei talenti, ma lo scopo della scuola è quello di scoprire i talenti, di valorizzarli. Non è tanto di selezionare, che è un termine bruttissimo, orribile, ma di valorizzare le cose positive che hanno. Infatti la politica ha scoperto un talento che è il già presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Vediamo Zaia, addio benzina, andiamo a sentire. Presidente Zaia, la benzina è alle stelle, ci dica, in Veneto c'è preoccupazione per questa crisi energetica? Ma guardi, la preoccupazione è per quelli che non hanno una visione. Noi in Veneto siamo già oltre. Ma in che senso, scusi? Beh, guardi, nel senso che mentre a Roma stanno discutendo di accise e carte bollate, noi in Veneto, nei nostri laboratori, tra un vigneto e un'azienda di microchip, stiamo mettendo a punto un'invenzione che farà apparire, e lo dico con estrema oggettività, Elon Musk come un dilettante che gioca con le macchinine a pedali. Addirittura, ma di cosa si tratta? Le dirò, è un concetto di economia circolare estrema. Il petrolio lo chiamano l'oro nero. Beh, che se lo tengano loro. Noi abbiamo l'oro bianco. E non parlo del latte, parlo di quello che luccica nelle nostre meravigliose colline dell'UNESCO. Beh, ma si spieghi meglio, Presidente, di cosa sta parlando? Sto parlando del fatto che noi abbiamo capito che il motore a scoppio ha bisogno di allegria. E noi metteremo il prosecco di OCG direttamente nel serbatoio. Ma non un prosecco qualsiasi, guardi, serve quello strutturato. Diciamo che quando si accelera si sprigiona un tale profumo di perlage che pervade tutta quanta la tangenziale di Valdobbiadene fino a Mestre. Ma Presidente, scusi, ma non rischia di essere un carburante un po' troppo costoso? Ma quale costoso? Ma vuole mettere i vantaggi? Se uno rimane a piedi in autostrada, mentre aspetta il carro attrezzi, va nel serbatoio e si fa l'aperitivo. E come la mettiamo con i controlli dell'etilometro, Beh, guardi, a questo proposito le dirò di più. Con l'autonomia differenziata faremo in modo che i controlli dell'etilometro e il palloncino non li facciano più i vigili, ma li facciano direttamente i sommelier. Vinizio, come nascono questi sketch? Con l'idea che arriva e con la creatività che si parlava prima? Beh, la realtà offre molti aspetti. Ecco, no, poi io ho avuto questa, fin da piccolo, mi sono sempre piaciute le imitazioni, che così, insomma, è un modo forse anche, non è, vabbè, c'è, da un punto di vista teatrale molti che fanno teatro, dicevo, le imitazioni, insomma, ma ho sempre avuto appunto da piccolo, quindi mi piace appunto mettere in evidenza alcuni elementi dei personaggi appunto così famosi. Ci sono bravissimi appunto imitatori, per carità, sì, e la mia è più una caricatura, insomma. E poi appunto nasce perché è giusto sottolineare alcuni aspetti della realtà che vanno appunto presi appunto in esame dal punto di vista, anche per sdrammatizzare, altrimenti non ne veniamo più fuori. No, non ne veniamo più fuori, bisogna anche sdrammatizzare. Sì. Allora, visto che domani ci sarà questo santo, questa messa importante di Sant'Antonio, però Trump ha fatto il primo miracolo. Andiamo a vedere il primo miracolo di Trump. Presidente, ma cammina sulle acque ora? Qui, se non prendo in mano la situazione io, non ne veniamo fuori? Ma ci dica, questo stretto lo aprite o no?
Of course, di corsa, ma siccome è un po' stretto, prima lo allarghiamo un pochettino. E con il pedaggio che gli iraniani fanno pagare, come la mettiamo? Intanto gli abbiamo tolto il telepass e se non smettono faremo una grande battaglia navale tipo G5, colpita e affondata petroliera. Tocca a voi. Già, però nel frattempo il prezzo del carburante è schizzato a livelli altissimi, E non per me, io faccio sempre soltanto $50. Ma adesso scusa, ti devo lasciare perché ho un sacco di gente a cena e devo moltiplicare i pani e i pesci. Presidente, ultimamente le cene sono diventate un po' pericolose per lei. Stia attento che questa non diventi l'ultima cena. Bello, prego. È stato un attentato durante quella cena, allora, ecco, sì, bisogna essere un po' sempre nel pezzo. Sempre nel pezzo e soprattutto l'attualità, ecco, che si vive tutti i giorni. Sì. Andiamo a vedere anche gli incontri ravvicinati di Nane. Andiamo a sentire. Sì. Bortoin, ma che ci fa con quella tuta da verniciatore? Questa è una tuta da astronauta comprata in svendita in internet. Ascolta, voglio stabilire un contatto con gli extraterrestri. Non mi dica che ci crede. Certo che ci credo, anche a massa. Io spero lei stia scherzando, vero? No, ascolta, che altra sera ho visto un fascio di luce enorme. Ho detto, Goasa è il frio aperto un'altra volta. E invece c'era la navicella degli extraterrestri che si è atterrata proprio davanti a casa mia. E allora l'hanno rapita? No, ha rapito mia moglie. Beh, avrà sicuramente avvertito i carabinieri, l'esercito. No, dopo 20 minuti mi ha portato in Rio e si è smontata e il capo della navicella e mi ha detto, fa un piacere. Nane, tiente a qua perché a Ciacco e a Massa mi ha fatto una testa così. Decollati i scampai. Povere donne, povere mogli. No. Allora Vinizio, ormai siamo quasi in chiusura. Sì. L'importanza di far capire è che bisogna sorridere, bisogna emozionare. Ecco, queste parole sempre, nonostante anche i problemi che tutti quanti vivono nella quotidianità, e questi sketch sono molto importanti. Sì. Ecco, la satira però si fa molto poco in televisione, cosa dice? Noi la facciamo. Esatto, questo è un bel canale. Sì, bisogna sempre prenderla così. Io l'ho imparato da mia mamma e lo dico tante volte, insomma, perché qui è una trasmissione anche dove ci sono parecchie signore appunto, che sono a casa, eccetera. Mia mamma mi ha sempre ha avuto di tutto nella vita, ha fatto veramente una vita difficilissima, eccetera. Ma quando la sera, alle volte era di quelle sere, quando c'erano quelle giornate terribili, quindi prendeva delle delusioni pazzesche, il mattino era sempre sorridente, riusciva sempre a trovare la capacità di reagire e la prendeva sempre in ridere. Lei riusciva a trasformare una cosa anche negativissima, gli trovava sempre il punto umoristico, il punto bello, e questa era la cosa importante. E questi ragazzi, questi figli crescevano con questa donna che capiva l'importanza di essere allegra, di sorridere, di vedere sempre il lato positivo, la positività. Ma questi ragazzi a scuola vedono la positività, cosa dicono, professore? Beh, loro sono giovani, quindi sono sostanzialmente già di per sé stessi positivi. Esatto, il problema è non esasperare certi atteggiamenti magari che possono essere violenti. Io per fortuna ho sempre lavorato nel liceo, non ho mai avuto problemi di bullismo o altre cose, però quello sono atteggiamenti che vanno governati, ma sostanzialmente i ragazzi sono come dei fogli bianchi, no? In cui tu devi scrivere, perché se tu gli scrivi delle cose positive loro le seguono, quindi noi abbiamo un compito importantissimo, ma tutti noi, anche tutti noi. Sì. Sentiamo Maria Livia da Marostica. Ciao Maria Livia. Ciao Mirella, sono Maria Elisa. Senti, ma ci vorrebbe sempre più persone così, almeno ridiamo un po', perché... Pronto? Sì, ti sentiamo bene. Pronto? Maria Elisa. Mi senti? Mi senti? Sì, benissimo Maria Elisa. Ciao, sono Maria Elisa.
Come stai Mirella? Bene, grazie. Sono contenta di sentirti. Buongiorno al tuo ospite. Buongiorno, buongiorno. Ci vorrebbe essere più gente così come il tuo ospite, perché almeno ridiamo un po', perché anche stamattina sono andata a fare il video, ma neanche le persone anziane, anche i giovani non ti salutano. Io arrivo, saluto, non ti guarda più nessuno, non ti saluta più nessuno. Dove stiamo andando? È un brutto mondo, sai, per i giovani. Guardi, lei ha ragione, perché io sono pochissimo fisionomista e per non sbagliare, perché io proprio veramente non saluto sempre tutti, mi pare di conoscerlo quello, e a volte saluto delle persone che non conosco, però noto che tanti rispondono, ma tanti mi guardano così, quando cosa vuoi? Invece io saluto sempre tutti, anche chi magari non mi ricordo chi sia, magari mi saluta, ma mi ha visto di qua e di là, io lo saluto sempre, però c'è questa tendenza, lei ha ragione, che tanti appunto non salutano, si chiudono un po' nel loro così, invece è un peccato, insomma, no? Peccato, sì. E io sapevo che gli faceva piacere incontrare ancora Vinicio Corte, allora andiamo a vedere Nane e l'antavirus, andiamo a vedere, ci hanno parlato di medici, di farmacie, di dolori, andiamo a sentire. Nane Bortoin, cosa pensa di questo nuovo virus che sta girando, l'antavirus? E si chiama così adesso? Certo, perché lo conosce già. Ho gocciapana anche a me? Ma scherza? No, che altra sera gocciapana pacca sull'anca contro la toia, un mal terribile. Godito, qua gocciapà, l'anca virus. Ma no, Nane, non l'anca, ma l'antavirus con la T. Te potevi dirlo subito, adesso ho capito tutto. Oh, finalmente. Tra l'altro, per parlarne sono tornati in TV Bassetti e Burioni. A rompa i maroni. Ma come si permette? No, mi sei venuta spontanea a rima, scusa. Nane, ma si contenga. Comunque dicono che è un virus che viene dalle navi. Potrebbe essere un problema per i commerci. Ma quando mai sarebbe il modo giusto per risolvere i problemi del Mar Rosso? In che senso? Sentiamo. Ciao, te che mandi là a nave, hai scampa tutti. Penso che sul giro di 3 minuti si libera lo stretto di Hormuz. Grazie Vinicio Corte, un saluto veloce Vinicio. Grazie a tutti, grazie a te soprattutto. Sono venuto a trovarti questa a Pasqua, è una cosa bellissima, perché dico, se persone come te sono importantissime, perché noi viviamo in un mondo dove tutti parlano, tutti i politici, in realtà persone come te fanno delle cose concrete soprattutto per chi ha bisogno. E questa è la cosa più bella. E spero di aver contribuito un po' a sollevare il morale di tanti, no? Con questi video. Posso ringraziare anche il ragazzo che collabora con me, che è Maurizio Pistis, che mi dà una mano per fare le battute. Grazie. Ci vediamo lunedì. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia. Questa mattina andiamo a trovare una persona, una ragazza che voi conoscete, una bellissima ragazzina. Andiamo. È il suo compleanno. Buongiorno mamma, buongiorno mammina, con i cagnolini. Io so che qui c'è un compleanno questa mattina. Ciao cara. Ciao. Permesso, dov'è la nostra bimba bella? Ciao Elsa. Io so che oggi è il tuo compleanno. Ma dai, e quanti anni fa la Elsa? 14. Allora, intanto, tanti auguri dalla grande famiglia di Rete Veneta. Ti abbiamo messo anche la farfallina, ciao amore, perché così puoi volare, è vero? Come va intanto Elsa? Oggi un po' così perché mezza stanca, mezza no. Adesso io mi siedo vicino a te. Vorrei anche la mamma vicino a Elsa dall'altra parte. Eccola qua, vieni vicino alla Mireluccia. Ti piace intanto questo cestino? Sì, è bellissimo. Rosa perché femmina, cioè non si può.
È rosa e basta, non ci sono dubbi qua. Ma soprattutto perché io so, almeno quando avevo la tua età, che mi faceva tanto piacere ricevere i fiori. A te? Boh, non lo so. Sono i primi davvero, dice Sì, la mamma? sì. Allora speriamo che siano di buon augurio. Ma ti piacciono i fiori? Sì. Gli animali? Beh, sì. Animo sensibile. Ascolta Elsa, tu sei venuta in trasmissione. Cosa ti è rimasto di quella sera? Felicità sicuro, gratitudine nei confronti vostri e questo perché adesso non viene in mente nient'altro. A me invece viene in mente una cosa, che tu hai conosciuto una persona, un ragazzo, quella sera, che ti ha dato e anche cercato di darti una carica per dire vai avanti e combatti. Ti ricordi? Sì. E cosa hai provato quando lui ti dava tutta questa energia? Ero felice perché vedere che qualcuno che non vive una vita normale la vive a modo suo è bello. Ascolta, per chi non ti ha visto quella sera, vuoi spiegare la tua malattia cos'è? Praticamente è una sindrome che stanca e che porta a altre disfunzioni, tipo manca la concentrazione, dolori vari in tutto il corpo e questo in breve. Praticamente tu non riesci ad andare a scuola, non riesci neanche a studiare perché ti stanchi e non riesci ad andare avanti nello studio, perciò è una malattia invalidante. Sì, esatto. E cosa si potrebbe fare secondo te? Cioè, che aiuto chiederesti? Un aiuto alla ricerca che è seguita sia in America, più che altro in America, ma anche qui ci sono punti di raccolta fondi e l'aiuto che chiederei è raccogliere fondi per la ricerca. Allora, qui c'è la mamma, tua mamma Stefania. Allora, tu hai visto, penso tu abbia visto la puntata di lunedì sera I Veneti Schiacciati, dove abbiamo fatto vedere la storia di Diego, un altro uomo che soffre della stessa malattia di Elsa. La sua è molto invalidante. Cosa vuoi dire? Posso dire che questa malattia purtroppo ha tanti gradi diversi e negli adulti, soprattutto negli adulti, perché loro si sforzano di andare avanti, hanno una famiglia da mantenere, e il loro grado di severità aumenta sempre di più e non si torna indietro perché la malattia non è curabile in questo momento e come avete visto Diego è in una situazione di severità. Quindi noi veramente speriamo che i ricercatori possano trovare un farmaco per lui, per chi sta un po' meglio, per i giovani come Elsa. Un'altra cosa che ha detto Diego sono questi integratori, che qui in Italia costano una follia, mentre in altre parti, tipo in America o anche in Canada, diceva lui, costano molto molto meno. Sì, ecco, rispetto al discorso, lui parlava proprio di un farmaco in quel momento. Come si sa, quando una persona è disperata, sta malissimo da 8 anni, vorrebbe provare tutto quello che è possibile. Questo farmaco all'estero ci sono degli ammalati che dicono di aver avuto dei benefici, però purtroppo non ci sono studi scientifici che lo dicono. Ecco che Diego e altri ammalati vorrebbero poterlo provare. Personalmente dico, se uno è ammalato dovrebbe poter almeno provare, anche se questo farmaco non è autorizzato per la sua malattia, in questo caso è autorizzato per l'HIV. Qui in Italia invece i medici non prescrivono perché lui non ha l'HIV. Ecco che diventa per lui impossibile almeno provarlo, cioè lui vorrebbe far da cavia, come e ne abbiamo anche in associazione altri giovani che sono in contatto con tutto il mondo e stanno provando tutto quello che è possibile provare. Una cosa che fa strappare il cuore, come hai detto tu hai detto Diego, io ho detto ma una mamma che si alza la mattina e vede sua figlia in queste condizioni e saper di non poterla aiutare più di tanto, non è una devastazione, però io so che tu sei una mamma guerriera, una mamma che ti sei messa in gioco, che ti dai da fare tutti i giorni proprio per aiutare tua figlia e tutte le persone come tua figlia o uomini che hanno questa difficoltà e questa malattia. Sì, bisogna cercare di vincere proprio lo scoramento che ci prende ogni giorno, perché
anche con mio marito, lui è molto impegnato col suo lavoro, però ogni giorno ci diciamo: ma com'è possibile? Ma non è possibile che non possa avere l'energia per andare avanti, cioè a questa età non riuscire a stare in piedi, perché adesso lei è seduta, ma dopo avrà sicuramente un piccolo crollo, mentre so che Diego l'altro giorno, per l'emozione della trasmissione, per aver parlato quei 10 minuti forse davanti alla telecamera, lui ne sta ancora soffrendo. Proprio loro hanno proprio dei crolli perché hanno usato più energia di quella che il loro corpo produce. Ecco che noi come genitori come possiamo non far niente? Allora, non possiamo aiutarli praticamente perché medicine non ce ne sono, almeno tentiamo di far conoscere la malattia e con queste raccolte fondi di dar modo ai ricercatori di tentare di portarci un sollievo, perché fra l'altro le persone dell'età di Diego dicono: per la nostra generazione non abbiamo speranza che ci sia qualcosa, e già questo è bruttissimo sentirlo, perché insomma lui ha 50 anni ma abbiamo ammalati di 30, di 20 e quindi anche loro, Diego si è messo, ha messo la propria faccia con la sua famiglia per dare speranza ai ragazzi e ai bambini, perché ce ne sono sempre di più. La nostra dottoressa Zilli, che è una pediatra, ci dice che i casi pediatrici sono in aumento, ma fra l'altro i pediatri non conoscono la sindrome e quindi fanno girare questi ragazzi e loro famiglie per mesi. A noi sono serviti 9 mesi per sapere che era questa e siamo stati anche fortunati. Bene, allora noi, visto che è il compleanno di Elsa, questo è un regalo che la grande famiglia di Rete Veneta ha fatto a Elsa. Questi sono tutti tuoi, ecco, li potrai spendere come desideri. Questo è un regalo che ti facciamo noi per darti speranza, ma soprattutto perché oggi è il tuo compleanno e il compleanno va fatto coi regali. Allora, oltre ai fiori, io non sapevo cosa regalarti perché bisogna conoscere anche le persone, è la tua età, perciò questo è un regalo che noi ti facciamo e ti potrai comprare tutto quello, cioè quello che a te piace di più. Va bene? Cosa vuoi dire? Che sono senza parole letteralmente. No, sul serio. Grazie 70 milioni di volte. Dimmi, Elsa. No, un regalo per te, per ringraziarti dei Ma soldi dai. e di tutto. No, bellissimo! Guardate cosa mi ha fatto Elsa. La mirelluccia. Oh, bellissimo. Vieni qua, ti do un bacione. Ma è proprio bella, eh? Io mi vedo sempre brutta, poi mi vedo veramente bella. Guarda. Grazie, grazie veramente, grazie. Grazie, grazie, grazie. Bellissimo, guarda. Cara. Elsa, come ti trovi con questa sedia a rotelle di Roberta? È molto utile, utilissima direi, perché riesco a muovermi di più e anche andare a fare visite in ospedale dopo non mi comporta 7 giorni di stanchezza, ma magari meno. Ecco, perciò per i movimenti, diciamo, visto che non puoi stare molto in piedi e camminare, ti ha aiutato molto questa sedia a rotelle. Al momento l'avevi vissuta male, invece adesso vedo che l'hai proprio accettata, nel senso che sai che ti fa bene. Sì. È vero, cara?